pigliato pieno e vengo. Bene, auguri. Ninu. Forza passano guai, disgraziata. Poco c'è mancato come facevo prima di cagare in naso. Quando tu mi parli con alterata alterazione, io non posso fare altro che rispondere. Fa quello che tu. E che sei tutta in urno, E che fate me? è venuto e fa un seguito, sì? Potessi ancora andare avanti, ma forse è meglio meglio. dato film. Esatto. Firmata. Chi te caga madonna? Come dire? Magari! Ma chi è che canta Cantino punto 9? Stanno festeggiando il fidanzamento ufficiale della sorella Don Michele. No. Un padrone di casa fu. Bravo Michele, sta festeggiando, cantata, sì, festeggiata, ma che ti gusta, Maria? Posso trasire E per fare che cosa? per rappresentare la mia merce. Ma ti fa pure una rappresentanza stamattina. La madre? Vieni, Raffaele. Esce qua, è fresca, è di giornata. Prima oggi vieni a sta sport che ci porti, Cachi, Cachi. issa. E cachi? Esatto. E a quando me fai? A te, a 50 minuti. Ma perché dico io? Vuoi fare così l'esagerato esageroso con me? Guardate che ne sono stato con io troppo a piano. Oh bene! E ora io volevo cogliere in terra, Raffaele! Ma insomma che devo fare? Raffaele! Dillo. Ma tu vuoi bene? E non ti vanno pure. E allora vieni incontro! In che Oh, stai? senza tesoro! Ma tu vieni incontro. Nel senso, vieni non aggiustati in apprezzi, Ma perché quando muoro? Io? Sì. Manca un'anima! E molto esagerosa sei tu. Raffi! Nino. Ma io ti voglio bene! Nino. Raffi! E pure io. E allora? Figli te capisco. Brava! Ninuccia! Ti sto venendo! Raffaele, per favore, va a te! Sì, vado, adesso avevo restato. Ciao, va a te! Vado. Mi ha fatto scusare pure la tupina! Amore. Oi! Nino. Ciao. Ma vaffanculo! Nini, ma vi sta aspettando che vada a mettere lì, sì? Ragazzi, ma che ci porta gli altri padani da cucina? Ma va chi? Aspetta un momento. Ma chi è che sta cantando in da Cantino punto 9? Ah, io te la fai lo fruttagnolo, che stanno festeggiando fidanzamento e la sorella o Michela. O padrone di casa vostra. Oh, bene! Stanno festeggiando! Tu sei? Oh, fidanzamento la storia con Michele! Sì, bravo. Bravo! Sta venuto a festeggiare fidanzamento e le chiesi della targa portata! Zitta, non l'ha luccata! Ma tu hai capito? Chi le fa scusare? Posta so! Mi sono cacciando in da sta casa! Ma voi che state dicendo? Sì, ma che sto quando arrivi a banana papà, non succede! Parole sante, parole sante! Non parliamo come tu! Mai pagato, mai pagato! Ma ricorda, non so come farci! Ma ricorda che la casa di Monero! E come io! Ma la fuoco, è fuoco! Anzi, e facetelo perché la bella maronna, venite a mangiare morte cane in la cucina, pure che già Non so, abito tu, sto troppo nervoso, sto. E poi padrone cane, È pochissimo. chi lo merita? Papà, dire che io con mia fa, ma tu a me mi fa rimanere in da sta casa. E invece a rinda sta casa ve ne dovete andare. Ma che re, perché tutta sta pressa? Perché dentro ci devo mettere mia sorella che tra poco si sposa. E tanti auguri. Grazie tante. E prega molto. Che essa, perché qualcuno diceva che i signi non si sposano mai. Ma che la ci stanno pure i signori. Cosa sposano stessa? E fanno il signatello. Ma fa schiattare quel bambino non è povero. Ma chi è? Chi? Oh mica, chi è? Chi è che ne è povero?
fa vedere. Voi siete la prima, donna Carmela. Vi state sbagliando. No, vero. Perché faccio pregato solamente mi fa rimanere fino a quando non trovo una da potente in casa con macchina. Ma è pure fotente, comunque fotente o non fotente per una vita hai. Sentite, ma perché non ragionate un po'? Sentite, io che femmina non ci voglio parlare. Questa è una novità. Che senso? Niente, non funziona E lo vadavi con sto pensiero. Oh loco! Chiama annanzi. E chiama annanzi. Se non volete parlare che è femmina, con chi volete parlare? Chiamatemi vostro marito. Non posso. Perché? Sta in galera. Ragazzi, ritmo. ritmo. Stai carcerato. Ah, volevo dire, ma là sul quartiere non cagnate mai, siete tutti quanti una maniera, sì, non cambiate mai. Ma noi siamo gente tranquilla. So, voi dite. Non succede mai niente. No, me ne sono accorto. Oh, loco. Chi Chi è? disgraziato guazzi! T'ha già scippato tutta la faccia! Mamma mia. Ma che chi da strada sta succedendo? Che cacchio è successo? Non è successo niente. Niente. Sono due femmine. No, no, raga. Scusate! Che hanno fatto? Si sono afferrati per i capelli. Gente rideva. Persone per bene. Cosa afferrano a capello? Per difesa del territorio. Voi dite. No, mica, qua ognuno si difende quello che tiene. Ah, veramente. Che adesso? È una sequenza, una appresso l'altra. Ma no, raga, si è rotto da crasca. Ma va, carina, per cagna e subito me ne va. Vabbè. Signore? Signori? Amiche? C'ha la VV. A me, che è stato? E non c'è più l'anno. Ah. Sono una tozza. E a me come una foca? A me. Mi apri a me. sviluppare. E questo chi era? Già di Luna? Non signore, no, questa qua Ciretta. Ah, Ciretta. Fa l'assistenza sessuale. Un gesto, qui, la tenete da casa con voi. Solo la notte, quando si mette a parcheggio. Ma non ci voglio credere. Amica, e poi che aveva fatto? Vai, va. E la voglio una passata tua. Essa. Sono innamorato gala. Pure se. E poi che aveva fatto? L'aveva fatto un mi mezzo una via. È giusto, è giusto, è giusto. E quanto vi posso a mano? Niente, no, mica, quando andavo a ospite da un'ora. Ma quale onore? Abbiate pazienza, l'onore. Voi sapete che è l'onore. Abbiate pazienza. L'onore. Ma che fate? Hai lasciato un postino solo? Io faccio seduta così sola che ha giudizio. Questo è il momento di portare la bumboniera da Marachella. Vai, vai. Ah! Che bella pazzetta che tengo! Che bella pazzetta che tengo! Te la prendi? Te la prendi? Te la prendi sì o no? Grazie! Signorina. Prossima signora! È vero, tra poco si sposa. Ma veramente! Per adesso avete avuto quello di fidanzamento! Poi dopo è sposata. Avete che era un matrimonio! Veramente, ti volessi che era battesimo. E se dice panarisce perché no? Ma panarisce, ma panarisce. No, mica! Saccia. E quando sopportazione! Da bucà. Come facciamo a bucare? E che ci devi questa panza mia? E chi lo può capire? E chi lo può sapere? Ma che calma. Ma sappiamo tutto quanto, che lasciate di da sta panzata. Ma no, quello che sta in da capa mi però. Pure quello, Michele, pure quello. Michele! Che? Che ma fa? Ce n'ha mai? Cammino. Aspetta un momento. Momento. Anna Rachele, ricordatevi, a me a casa mi serve e mi piglia. Andiamo. Andiamo. No, è nata cosa. Ricordatevi anche questo, che io non mi metto pure in nessuno. Femminile che sa fare i capelli, gente che si spara in dei cocci, non mi mette paura di nessuno. Andiamo. Fate buone bisogni. Ricordatevi che mio fratello non si fa passare la muscola per sotto il naso da parte di nessuno. Bravo. Per sotto il naso no, ma per coccata a parte sì. Andate a rispondere a sta cessa. Questa me la pagate, donna Rachele, andiamo. Urra, cammi. Voglio, facete una bella fotografia a sposa!
raga. Sta cosa, ma senti una cosa, ma il commendatore innamorato di te, lo sentimento te ne ancora, sì? Ma voi state parlando di Foffo? E come no? E chi sto Peppo? Ma da adesso una casarella per affittare. Ma raga, ma voi sapete chi lo fa famoso sposare? Maronna, come sono contenta, bella mia! Ha pigliato una scottatura per me, che solo Dio so. E tu la fai una sola, chi? E che c'è cosa molto solo? Poi ti ha scottato? No, voleva dire che la parola era N'angutta, la via di là. Che angutta? La legge, ma forse tu vuoi ricercata. Brava, brava, si è presa una cotta per me. Che bella, allora che dice? Posso sperare, sì? Io voglio parlare prima che mi riesce. vai. E voi sperate, ma ragazzi. Spera. So bombanelle, go. Un lavoro, bella! Papà mi dammi un aiuto. Fammi sentire la voce nonna. L'uomo sta qua! L'uomo sta qua! Grazie papà. Grazie Non assai. devi ringraziare nessuno, sono entrato di mia spontanea volontà. Lo per annanzi Natalete ed eccomi qua! Cacchio Ferluzzi. Ho finito. Sì, non c'è malo tieni. E quando mai ci sto solo in sta casa? Nino me l'hai cattata a queste fogliette, sì. Raga, stanno là in due direi. Sì, è già che tu non diamo. Sarà a disposizione, cacciata la butta puglietta, a te non devo venire a casa, tu devi venire là, a te non devo! Giacchino! Che è? Non ti devi muovere. Ma perché? Perché ha detto padrone casa che tu sei un poco carcerato. Ah, così mi piace a me, ma mi mettono un po' d'onore in faccia. Minuccia, resta sta busta e fuggetta. Sta là di. Oh, devo ma che fa questa puzzetta? Ha già scrivere una lettera anonima che la faccia già al padrone casa. Quindi che ti dico, cocchiglione che sta zitto, per il padrone casa ma non ho manicomio. Ah, così succede. Hai capito? No? Ah, zitto, cocchiglione che sta ma non ho manicomio, per mezzo del padrone casa. Nino, hai capito? Ah, zitto, cocchiglione che sta ma non ho manicomio, per il padrone casa. Nino, tu hai capito? Ah, zitto, cocchiglione che sta ma non ho manicomio. Dai, Nino! Ma che sta anche da pico? E te ora che ti sto chiamando? Stiamo dicendo, anzi, cocchiglione che si può mettere lo padrone che la mandano al manicomio. E che già fa? Niente, ma sfocato tu. Io male, che mi sono a picco. È permesso. È permesso. Uè, Ninuccia Ninu. E come mai che si parte? Una toccata e fuga. E a chi le ha fatta toccata? A nessuno, Ninu, a nessuno. E il gergo dei magliari significa un saluto e me ne vado. Allora è solo per un saluto. Sì, perché rimane parte va a Spagna. E sai quanta mustaccia che trovo là? E chi sono sti musicisti? E che rira fa? Vorrei dire le mucciacce. Le mucciacellas. E non è vero. E invece è vero. Non è vero. E invece sì. Vuoi sapere la mucciaccias che mi piacesse a me quale fosse? E dimmi l'osso. E te dico. Ninuccias. Anillos. Ninuccias. Aniellos. Ninuccias. Anillos. E magna da sti pasta. Una fangulas. È permesso. Oh, easy. Ma chi? Doro. Ma che sta? Isidoro. Ma son chi? E allora chi? Ninu. Sì? T'accia fatto un bello mazzo. A quanto tempo che non mi facevano. Hai pensato che questa potesse essere la da buona? Vera. Ti dispiace? Ma che? Che non so così bella. Loro sono belle e io sono brutto. No, non dicela così. E invece è la verità. Non ne ho vero. E dico così. Enrico che no. Enrico così. Enrico che no. Enrico che E no. che puta mia in te stomaco? Io la verità era venuto per te dicere una cosa. E che cosa? E Fiore si porta da quando uno è morto. Forse è meglio che me ne va. Hai fatto buona la pensata. Ma tu non sei arrivata? Non ti preoccupare. Parliamo una volta. Quando non ci stanno i scarrafoni che camminano per pintare. Aspetta, ma mangia tutto e basta. Sono buone per creature. Aspetta. Ma dove vai? A cantina punto 9.
Ma va a fare un bicchiere. Ani, e che fai? Mo te ne vai pure tu? A forza. E a dove vai? A due chiudo lo sciaffo. Vai pure tu a Cantino.9? E a cantino punto noi che? Vai pure tu a te fare un bicchiere di vino? Andiamo a mangiare è abituato a mettere la coppa. E che vuoi? Invece in un bicchiere, ma una fascia è dura. Aspetta, la disgrazia tutta e tutta. Non posso cagare, ma la Ma com'è possibile, Richica, già essere sempre così sfortunato? Che sale, Oggi, faccio perso anello e isi tutte e due in una botta. Oh mamma mia, madonna mia. Madonna mia, mamma, che sono sti ruio? Come chi so? O magliare o sciaffere? Fanno mangiare i cani vicino alla fontana. E perché vicino alla A così mangiano e bevono. Ma mamma di parlare neanche da bici. Ma mamma si può fare, ma mamma si può fare. Ma mamma anello mangiare, ci darò sciaffere anello easy. E l'ho voluto dire in italiano. Non dice niente, non da sta casa, me ne parliamo, è meglio facile. Giacchi, Ehi. sei scurnacchiato come si scrive? Mamma, faccio tu non devi, Che cosa? che se non parliamo facciamo meglio. Ma buono, ma come si scrive sto scurnacchia? In due tempi. Due tempi. Scorna e chiato. Può essere male. L'hai Vincenzo ora Ah, male. buon E mio, quando buon lo dice lui. Ma ti so, quello già staccato. Stacca un po', no? Fatto attaccare. Dirsi la giornata buona. Sì, sì, era la lettera in mano figlia di tanta alleghiera. Poco sa lei, poco sa scrivere. Non tanto a lei, è in napoletano. E ci manca qualcosa, il tocco delicato. Sapevo. E andiamo, scrivimelo insieme. Che le piace? Che insieme, oggi faccio, mamma fa una tazza di caffè, ma dolcissima con questo. Va bene, mo va. Va. Sì, Giacchi. Poi, che è? Faccio pensato in una botta. Se perdo un po' la volta, capito? Forza, Giacchi, a sé. Piano piano, capito? Poco sa vecchio, poco sa scrivere. Il napoletano, è piano piano, capito? E caramello. Allora, ma scrivere, capito? Sì, vai, vai. Uè, Michele! Poi stacca, l'incendio, non come scrivi, e non come scrivi. Oh, Michele! Tu è Michele. Uè, Michele, non palle! Ma tu fossi scemo. Ma come non ha cominciato la lettera, uè Michele! Don Michele, virgola. Tu sai, la mia preferenza sono che Michele sa ci fa, manca che lo può fare me. Don Michele, virgola. Uè Michele! Ah, buono, ma... Don Michele, Don Michele. virgola. Virgola, chiano. Fino a mo' ci faccio sulla virgola, un momento. Don Scrivi un po' più stretto. Michele, sapevo scrivere più stretto, sei mancato. Michele, Virgola. lo voglio appicciare, lo dico pure. Che forse in tuo quartiere ancora mai nessuno te l'ha detto, ma quando è una cosa te la darisci, perché tu è... Ma che la di notte, tu a Roma. Che c'è? Ah, chiano. Mi già sto suonando tutto quanto, ma va che cominciamo. Ma vabbè, Don Michele. Don Michele, virgola. Non mi fai mettere nada virgola, cazzo. È sotto. Ah, buona la puta. Don Michele, virgola, un pochetto, chiano. Forza. Forza, In tuo quartiere. aspetta, avanti. Ca forza che cosa? Forza. Ca. No, ca forza. Ca forza. Ah, no! Ca. In tuo quartiere, ca. Allora, ca forza. Ca. Forza. In tuo quartiere. O quartiere. Aspetta un momento, Le come mu. un quartiere ha scritto dopo mi sa. Aspetta, metto fuori tutto il contrario. Sei battesimo, mi fai parole incrociate. Forza in tuo Il quartiere. tuo quartiere, Ancora mai nessuno te l'ha detto. ancora mai nessuno Nessuno te l'ha te l'ha detto. Ma tu, virgola, ti ammetto che virgola, ma tu e a sapere che sì. ma tu A sapere che sì. Tu a sapere che sì. io già sapevo quello che sei e tu che la sai, Giacchi, ma che sapete? tu è vicino a me, tu già sapevi quello che sei, Don Michele, da sapere che è. non ti abbiamo dato Ma che è? e se ne parla chi? Don Michele, virgola,
Tu già sapevi che è che sì, già sapevi che è che sì. Allora ci vai ascoltare tu, Don Don Michele, Michele. Virgola, sapevi che è che sì. Che è che sì. E sapete cosa ora? Già tieni il figlio nella panza. Sono da te, un figlio in davanti. Sorry, mi danno figli di lava. Ma cammina, sei già preso, ma che stai Sono da te, dicendo? un figlio in No davanti. signora, sono io Michele, no, io sono figlio del signore, io non figlio di Dava, anzi sono vero da Ma non per posto fai! Non mi che dico! Sono, ti dico! Te non figlio in davanti! hai ragione. Ma che lo sai se fa me fai nuovo? Hai ragione, scusate, allora la figlia Comunque, fai come hai visto? Piano piano, perché fino a oggi ho fatto solo una trentina di virgole. Ma tu dici, stai piccolino. Allora, già tieni il figlio nella panza. E se ancora gente non lo sa, c'ho vagato di tu, c'ho di mo, c'ho di culo, c'ho di culozzi, c'ho di curare, c'ho di curare, E ti c'è pure lì, che sto dando la moto in Bosmania! il popolo fatto della nevratura, Cosa? Ma la mia cara racca! Se una pratura se ne dai! E che sei un terramo? Il cacciati lo sappiamo, non bene! E capitano pure il piccolo è fatto su un bacco ancora. Ma piano, leggero. Ma però non si possono dire così. Hai ragione. Con calmità. Piano piano. Allora, Don Michele. Virgola, aspetta, siamo fatti questa virgola ormai. Don Michele, piano piano, con calma, virgola. Virgola. Sì, virgola, sta fatta, non ti preoccupare. Se voi fate delle cattiverie. Con calma. Se voi fate sono facendo con niente, sono già finita la volta. stai facendo scusa? Sono fate Delle cattiverie. cattiverie. Due T, ci mettiamo. No, tre una T. sola. Una sola bene, cattiveria. Cattiveria, no, cattiveria. Come ce lo metto qua, ce ne fottano. Cattiveria. La Madonna di Pompei. Bravo, quando mette la Madonna di Pompei in mezzo a queste cose è sempre bello. Ricordo, una delle lettere norma, la Madonna di Pompei deve essere primaria. Perché? Perché la protettrice deve mettere la norma, veramente E poi, mi sta scendendo la rossa, la Madonna di faccio il Pompei. disegno della Madonna di Pompei, cosa mai si mette a convatore la sotto? Si Stai sa, no? la Madonna di Pompei, con la rossa rossa. Scrivangela la rossa. Non c'è Madonna. Brava. Ah, ma ci ho cancellato tutte le virgole. Madonna di Pompei vi fa buttare il sangue. Va. E se non ci pensa la Madonna di Pompei, o sangue lo facci tagliare, capito, caro? Tutti schifo, sono disgraziati. E quando alla fine, scurnacchiati in due tempi, scurnecchiati. Giacco, Oh? vuoi aggiungere qualche chita morto? Ce l'ho. Ah, beh, che abbiamo scritto già tutto, no? Le virgole già tengono una sembrata che sanno. Va Ma non bene. lo pretendere. E mi sta indirizzando, ne mi ha uno bello però. Quanto tempo teniamo proprio questo indirizzo? Quando ce ne vuoi? Non lo so. Sonno? Tieni su, ne No, parli. ma che Sono una. Sono una cecca. Cioè, uno che non ci vede, come si dice? Una ceccata dell'ospedale di Santa Rita da Cascia. E che si fa sta ceccata luogo di? No, metto ospizio. Ospizio di Santa Lucia! Ospizio di Santa Lucia. Ospizio di Santa Rita da Cascia. È stata. È stata, aspetta, manca la parola prima. Stata. Attenta. State attenta. Ma già sta cosa. No, non ce la fa. Allora, sì. Che si spera si scrive che essa annanzi a fare anche un po' più bianco, niente meno, ci fa la linea di foggia che anche mi spera mengo mazzata a giocare veramente stanno
Giacchi, questo caso è indirizzato no. bene poi. Ma se ne faccio, vado là, pigliano francobollo sperduto, azzecca coppa e ce la mando subito. Niente, preoccupare, che se sta scema e si lo padrone di casa. Poi. Una volta e mai più. Ciao Giacomo. Ciao Cinetta. Eccoci qua, Fofo. Chi sta il luogo del misfatto? È proprio vero. Una casa brutta, umida e fedente, piena di brutte facce. Ma che fate insieme qui? Io lo vedo come un schiatto un bicchiere in faccia a Ci mette, non potremmo dire, ma quando me la fai conoscere per questa signora qua? Ma subito dai, chiama. E facciamo la presa, che aspettiamo che si chiude fuoco. Raga, uscite fuori, c'è il commendatore Fofo. Ma che so fuoco volesse appicciare con mia moglie? Non ho capito. Ci mette, ma chi è che mi guarda sempre? Fofo, non te l'ho detto. vabbè, Questo no. qua è il marito della signora. Chi da prima non me lo presenti? Scusate, Giacchi, il commendatore... Oh cazzo! E io lo taglio. Che da chi sono molto Ma che avete capito? È quello che avete detto. Non avete capito niente, quello sono io e no! Ah, sì? Io sono il commendatore Fofo Lo Caccio! E io Giacomo taglio. Niente di me! Cazzo di lì. Grazie signor, Ma obbligato! voi stai mai aspettando noi? Veramente squisito! Ah, che lo fa bello il caffè fatto che Sentite, una mia curiosità. Sì. La butto lì se la prendete bene, se non la prendete vi avvanciate. Giovano, è a destra, è a sinistra, la pigli tu, la pigli. Parlate che capiremo che fa. Voi siete donna vaghetta. No, io sono con la nipota. Ah, ci sbagliato. Sbagliate nada di grossa avete sbagliato, che sa? Quello Fofo è venuto per fare la casa perché tiene un quartino libero. Ma non mi può ricevere subito. O poi sai che trattare una salsa a chi? Voi siete venuti per la casa. Già, poi me ne ho visto venire. Ecco, c'è voluto per far venire. Sono vestivo a facetti fatti. Ah, è estivo. Quale estivo? Sono vestivo, sono timido. Ah, è timido. Non parlare così, lo sai che mi arrabbio. Poi, hai sbagliato nada. Ma dove avete sbagliato? Hai sbagliato perché c'è una dorita e non l'avevo Ma non mai. sta accorto, fa fare una dorita. Oh, Giacchi, ha voluto chiamare una Sì, raga. la chiamo subito, scusate, Lei, subito la no. chiamo. Raca! Rache! Rache! Vieni qua che ci sta buffo che c'è! Quale buffo? Foffo, del commendatore Foffo. Foffo! Foffo! Chi è chi? Benvenuto. Obbligato, signor, Foffo. non avevo piacere. Lei sono rimasto Sentiamo. Oh là, sulla seggiola. No, te di alzare! Fa qua. Mi aspetta, Ascolta, grazie a sé, non mi... Quante volte da Gianitti che mettono un parasollo? Che stai se non ti prende io schiatta sta cosa! Che c'è? Che stai tu facendo? Non l'avete visto? Ma che Parlate! Ma che cosa? A zoccola! Ma guarda! Siamo io! Sono sempre un commendatore! Ma ci trovo Santa Brana! Chiamo piani che cacciasto di me capo con lui! Che aspettiamo una zoccola, sono piani che non si può capire! Capitano! Prima che cominciamo, tenete presente che tutto quello che faccio a Ganna è l'amore mio, faccio solamente per Hai fatto bene. Fatto bene. signori capi, signori Non va belli! bene riempire la casa nostra, chi sei? Mai per comando, ricordatemi che dopo a civetta mia la ci fa fare una cosa! Quanto delicato. Veramente, che cosa dovete farlo vedere? Ve lo dico! Se è necessario, che... Lo caccio! No, ma se è importante! Lo Ma caccio! che cosa dovete cacciare, scusate? Un pisellino! Che stiamo cacciando tutti quanti? Ma capite capi? Quello che avete detto! Un pisellino! No, no, sono tutti troppo! Lo taglio quando perdi! Oh, mi valdi! Si passa! Così si chiama, mo. Come si chiama in una voglia. Ah! E mo mi fai ottave! Mo mi fai proprio ottave! Vabbè, c'è un bacio immortale, e adesso fate il Salata pigliata, salata pigliata, salata pigliata! Vi voglio solo che esse non guarda la differenza. Ma mi stai facendo un tavo! Ma mi stai facendo proprio un tavo! Sì, si sta saltando la tavola! Va bene, facciamo che per un pisellino.
Cacci. Ah, bella. T'ha pigliato, pisellino. Ma è finta, non sarà? Sa tenaglia là. È bella, grazie. E ci vogliamo sedere? Vogliamo parlare della casa. O pisellino l'ha dovuto. No, tu vogliamo della casa, eccoci qua. Non dite, buon uomo. Sì. Mi sa che voi siete gente tranquilla e onesta, che se pure me l'avete ci vede. Bravo, ha detto bene, Anche perché parliamoci chiaro, io la gente litigiosa e violenta non ci voglio e che fa? Commendato, questa non è una casa, è una chiesa. Dove siamo adesso? È una sacrostica, oh bravo, bene, si spoglia, ma fa la messa per il caso, verso nessuno. No. Maronna, fai come si musci. Vanno. Signore, voi non stavo piano a però, potete sentire? Se lo sai, ci passi il nuovo pomeriggio. È Roma, Fantastico. In da cucina ci chiedono voi. non mi come brella. Lo scaldabagno non sembra. Sì. L'acqua della fontana è bollente, va, pigliate sotto il rubinetto. Sembra i macaroni direttamente. La luce è poco, e stanze sono strette e mi aveva troppo sono anticipate. Che fai uscita, pulita sta casa? Non ci capito, poi fate girare tutte le opere per c'era sta cosa a noi, non ho capito. Veramente, commendato, che cazzo che è? Avete ragione. On Jackie, on Arago. E chi si aspettava che chi stava presentando sta fatendetta? Ma perché mi c'è così? Viva già! Ma tu sai che fa? Che tempo fa? Ma ne hai a fanculo! Bravo! Oh! Avete sentito? Come no? Ma andate a fanculo! Non ne avevo! Come no? Lo sapete tutti Non ne quanti. avevo! Vedete qua! Io l'ho punita! Ma così punisce la gente, ma non lo Venite! Vieni qua, che è? Non ne avevo venire! Ma di che cosa? Mi tengo una casella per cui a prezzo buono, una buona prezzo! Le sto cielo, commendato! Vengo tra poco e concludiamo! Mi chiudere il tuo popolo! E tu come me? Sì, che è? Dite a me, io sono un uomo di mondo, Si vede. con le donne, Sì, con le donne, ci vuole la frutta, un po' di frutta, a noi ci serve tantissimo. capito? La frutta. Faccio un fruttaiuolo, non signore! Lui ha detto. La frutta è nata mai! Che Che taccai? Ah, frutta! Ah! La frutta, la fruglietta con la frutta. Ah, si dà ragione, la frutta. Che si va per femmine, Jackie? La frutta. Che è buona frutta! È come non lo saccio. Allora, che è successo? Novità? Sarà a casa? Che ti dici? Sì, signore, sarà. Solamente che vado a troppo sono anticipate e che siamo gente per bene. Oh, e come si fa? E come se non sapeva sta domanda come si fa in una maniera e noi ci dobbiamo Lo riuscire. sapete come si fa? Vieni qua, dicevo, tu mi stai sbagliando. No. No, papà, finestra, ne ha parlato più quando venne la figlia, ne avanti qualche. Avete sta porta, la casa sembra chiusa, serrata proprio. La finestra di da cucina, la mangiata passa avanti in un filo d'aria, così a ma fai, capito? La finestra porta un balcone, se passa l'aria si accicciota solo. Che uno, due, tre, cantina mi fa la morte nel sole. Jackie, è bello, facciamo di Sicuramente. Per favore, mamma fa una tazza di caffè, ci faccio. Da sta casa siamo andati a casa. Ancora non già pigliamo poco, che sto veramente fa. Questo mamma lo so che Quello che fa finendo, la frutta, su la frutta. Chi è? Vuoi cambiare voce? Chi sei? Andiamo a mangiare, andiamo a fare. la prima. Che? Non c'è chi ne me la sente! Sa casa, l'aria là, ti voglio bene. Mamma mia, madonna. L'aria là, ti voglio bene. Che è successo? Che sa? Se viene a cantina con loro figlio! Oh, ti voglio bene. No, Ma voleva mangiare! La zuppa cipolla! Tu stai che sta malendo pure la zuppa, tu mangiare. Senti che te l'hai mangiata. A giuro andiamo a mangiare! Non ci pare proprio. Uno cucciara! Non ci pare proprio. A giuizza! Che hai fatto? Che è Ah, successo? si dove sciappare! Oh no! E ci siamo! Senta! 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 Spara! Voi capite chi? Quando muore la gente si incatena e rimane stanco, la mano sotto la papa del campo. Aspetta, vieni un po' a catena, Aspetta, ma mi ruba da terra e morti che la mano sotto la luce. Ma come mi dicono, sono addosso, l'hai capito? Non sono morto ancora! Ma guarda, proprio hai l'odore del morto. Nanni,
Anima, perché non mi ospitare? E che faccio spione io? Oh, spione, Chris. E che faccio spione? Oh, spione, Chris. Ma vai stesso, di po'. Basta, che mi fa? Che fa? Fa una cosa, portala alla mia in coppa olietto, quando è troppo vengo a americano, Piano piano, ci che butta l'aria in terra, butta l'aria in terra, butta l'aria in terra, non ti preoccupare, buttalo in terra, mamma mia, come sta? Oh, caffè! Quando è buono? Non ti preoccupare, se va, Catino, puttana mica, sei sparato un Isidoro o sciafferro. Non c'è chi? Oh, Aprite questa! A me la mia nipote, che non sa a casa, No, non c'è chi! Aprite questa! Sacca, vedi? Ma nonni, non c'è questa! Oggi capito? Appena da ingattire! Ingattire. A si toro sciaffare! E sa che aprite! La faccia cantare! Oh no, senti una cosa, Ania spara, ma vuoi che prima una cosa? Mi vuoi portare? Ma no, con un fiete esce poco, voglio Dici, se Aniello rimane con braccia tirati mo sposo stesso, perché ha rischiato la videocarcere per me. C'è rimasta una goccina. No. Ora vamo a fare una tatazza. Nada tazza. E ancora me l'ho già pigliato. Già, è vero, chi ne dà ragione. Ma che stai pensando? A che stai pensando? Ah, quanto so bella l'uomo ritta. Ma perché io sono solo? Giacchi, e stu fatti Aniello Magliare, ho commentato tornato a pure niente, capito? Perché sennò chi la casa non c'era. Hai da pizzica, ma è stringente per bene. È venuto io stamattina. Posso? Ma chi sei tu? Chi sei? Ma chi sei? Ah, Giacchi! Lasciami la sei! Vieni qua, vieni qua. Mamma mia! Mamma mia! Si ho aspettato la stessa seggio! No, no, non è stato! Oh Giacchi! Oh! Oh Giacchi! Che è stato? Mi stai vacantino punto 9! Pure tu! Ehi! E che si chiude a pa? Stavo mangiando una zuppescia po'! Mamma mia! Il pranzo del giorno, solo che non sapevo fare! Quando a un certo punto... A un certo punto. È trasuto Aniello Magliare! Magliare. E ci siamo... E poi E ci siamo... ti spara! Esatto! Ti voglio bene! Mi si dà, ti voglio bene! Per favore! Così ti spara! Ehi! Oh Giacchi! Oh Giacchi come lo tengo a tira! Sì. Oh spari in te ginocchio! Come ci si che ginocchio? Che ginocchio mi hai fulminato proprio! Che ginocchio mi hai ucciso a me! Mi hai ucciso! Non nessuno va così mi piace! Oh ma! Perché mi volete bene! Anna! Mamma mia! Oh! Sta ancora qua. Che cazzo fa? Fai una cosa, portala alla mia, in coppa olietto e ciretto, quando è tappo, vengo a americano pure a te. Non c'è! Aiutare! Piano piano! No, no, ti voglio bene! Io ti voglio! Oh, caffè! Easy! Easy! Ma che è stato? Che è successo? È il destino! Giustamente! È il destino! Non mi sa io il caffè! Ma Giacchi io sparo! No, tu vuoi fuori quando spara a qualcuno! Ma Ma io sparo! spara a chi lo signore! No, me! Sparo! Si visci? E ma come faccio se rimangono mutilate tutte e due? Nino, pure, fammi presto, va a farmacia, come a cattare una bottiglia di spirito, bella roba, cose, capito? Perché c'è dico farmacista perché la so me? Si parla fino a me! Ma Giacchino! Giacchi, esci qua fuori, arresta! Ma sei venuta che è stata così, chiaro chiaro! Ma che stai facendo? Mi sta tutto di nesa? Aspetta un momento! Non ce la faccio più! Chi sei? Aspettare un momento! Hai capito che devi aspettare un po'? Vabbè che si fanno pure prezzi! Giacchi, avevo stato...
No, sa chi se li vede? Sì, quello che la vogliono per la casa, ma non si perdono le preghiere. Quante preghiere che Allora ma che mi siamo? Avesse tu a comunale. quando mai? Quello che in separata serve a me a raga, che sei? Te gai? Dice sempre o foffo o la morta. Perché sono la giavetta? Non mi preoccupare, se ne è giù, visto che non ce la faccio più. Per una mollare, secondo me, una molla. Qua, sta l'alcol! Dice l'alcol! Chi già bevi, dacci che sto spino! T'ha scherzato! Ma come stai sempre zitto? Oh Giacchi! Piano. Botta cosa? Conosci a Manamuzzo? Due coracci tagliati. Bravo. E spara pure a isso. Faccio sparare a Manamuzzo. Faccio sparare a Manamuzzo. No, io non so, spara pure a isso. Ya da chiesa San Luigi. Figlio trovato là. Ricideci. Vicino confessionale, adesso. Vicino E confessione. chi sa da confessare? Ah, capite che sa da vuoi in da camorra, capite no? E non mi deve Ma non è così, non sa da confessare. La polizia, ricercate la polizia e si è messo vicino a confessione. vicino confessionale, capite che già fa? Dai là. Sì. Da dicere che chi lo scarica le sigarette è falluto. E non ti dà l'appuntamento, sennò vi arrestano. A chi arrestano a me? No, a Manamuzzo. Ma scusa, perché già porti tu sta macchiata? E che facciamo? Arrestare a Manamuzzo? E che cacchio, che hanno arrestato a me, non ci capisco. Ho già chiato e vedete che trovato sacrestano. Che vi spiega tutte cose. Ho fatto le sigarette, la cosa... E vi mette in modo che non correte nessuno pericolo. Ma come mi combini, scusa? Ho già chiato. Sì, ho già capito, ma su Raffaello Sacrestano come mi combina? Ho già chiato. Ho già capito, ma già sapevo come mi combina, no? Ho già chiato. Appena me lo dente me ne vado, non ti preoccupare, subito porto sta ambasciata perché è necessario. Hai capito? Non ti preoccupare. Lasciate la pistola, lasciate. Che sei? E che sei da rigidi, tutti in pace. Preghiamo. E sto leggendo, vedete, l'omelette. Ah, se doveva andare a Sì, cena. l'omelette. No, l'omelì. Sto leggendo l'omelì. E che è? Non so, ci fanno ritte e dice la cucina, l'omelì. Ma capite? Che cosa? Ci mette, è venuto o No, no? ancora da venire. Ma mi sta facendo in tavola! No, Ma mi sta facendo una puttana! Non portate, non mi preoccupate. Ma... Ma tu vuoi andare? Ma tu vino patatella e tutto cantasto qui che vengono a carezza. Ma mi ha chiesto San Luigi, però. Giacchi, ma lo sai? Ha chiesto San Luigi. Ma chi si sta Luigi? Ma perché sto momento di essere a me? Perché se l'uomo gli ha studiato a me, sta già portando una macciata a mano molto, se no un resto. Ma non mo, sei curva, sto ma curvando. ma non si pusci, curva. Ci chiama, raccomandato. Ci mette venuto o no? No, ancora, raccomandato no. E allora che stiamo da buono che me ne va che non becchi. No, signore, aspettate un poco, subito mi deve venire. Uè, Io me ne va! giada. Uè! Uè, Io me ne va! e manca se ne va. Uè!
chiamate un po' canninucci. No, posso chiamare, stai indaccherata a stanza Isidoro Sciaffera, appena finito per un cazzoritto! Che hai diritto? Cazzoritto! Isidoro Sciaffera. Io, ma quando mai? Lascia subito il cuore. Isidoro si vuole saltare un po'! Sant'Arcangelo mio. Mamma la maronna! Sangue la miseria. Sangue la colonna. Sangue chi cammina! La pistola. Un revolver. Pure disgrazia! La chiamato Giovanni e dice che brava che si spara in tavola su questa disgrazia! Vada mi mandano a qualcuno che verranno poche pace da sta casa! Anna che? Amica, solo voi ci mancano voi! Ma voi credete che mi hanno mai? C'è andato a mi facete mettere a paura, sì? Liato penna, amica, Niente di meno, ti mandate a chi lui a sparare in dopo sti ora! Liato penna! Io non mi metto pure nessuno! Ma che? Non sono un toro! Io non mi metto pure manche in nuccia! Amica, è una vita io! Iacca non mi muovo! Facete che pulite voi, va che prendi moto che è finito! Iacca non mi muove, capite? Anna raga che questa è casa mia, non vi scordate! Ma che stiamo facendo? Questi sono i muri miei, il prete mio, questa è casa mia, è casa mia! Io mi metto qua e non mi muovo fino a quando non si risolve la situazione! Questa è casa mia! Voglio vedere! Ah, ma che stiamo pazziando? È casa mia! Non ti muovere, caro. Chi è? Mamma mia! Guarda, ma buono in faccia, non ti muovere. Quelli che hanno sparato un coppo fastidio! Non ti muovere, cata stupido. Sono tutte e due! Non ti muovere, cata E fredda. chi si muove? Non ti vuoi scudare sta casa, no? Ma che le ami la casa? Mettete il buono in capo, che è da mia. Sì, va bene, Devi scudare pure la strada, capito? Io me ne vado proprio all'estero, a San Francisco, dagli amici miei, ma ne vado proprio... Isidoro Sciaffera. Sciaffera. Basti quel chiacchiere. Basta che... Spara, spara. Papà, mi spara per... Chi è? Mi girate! Chi è? Lasciami fare qualcuno! E tu niente di meno hai avuto un coraggio di affrontare a me, un Giovanni malamente! Ma guarda guarda che mi sto confottendo la Ma che è? Cristo, non so che si sta una canna dalla! E quando volte ci da rischiare la scarica e macchina! Allora, mi scommetto, Vergogna! 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 Oh, comandato! Mi si facendo tranquillo! Non ne ho mai! Signor! Qua non è successo mai niente! Ma senti anche che la si riesce sotto al per moto sta vai! Comandato, che se non è una casa, è una chiesa proprio! Ma tu vedi che l'uomo da terra! Ma guarda in chiesa! Poi ti spiego! Comandato, perdono! Nessuno perdona! Ah, che se non è una casa, è un campo in battaglia! Fratello! Abbiamo perduto la casa, già! Ma che resta fantasia dove si apre? Ma quale fantasia? Tu hai dato una pelle sacrestana, ma io sono una sacrestia. Ma l'uomo delle panne mia, ma mi si chissà in culo. Che fai? Termina per studiare la prega? Ma mi sono aiutato a pigliare la casa chiusa, che la fa? Ma la venire a nulla! Giacchi, chi è il paziente della corsia di destra? A terzo letto a destra ci stava Mi sono Sciaffera, vabbè. E a che se prima la c'è mercato, mo calla, ci pezzi proprio a coscia, ci metto una pezza a voce. Facci nascere! Dici che la puzzetta con la bocca! Donna raga, Facci un avanti! donna raga, Ma no, per dire che... donna raga, uscite qua fuori, ma hanno abbandonato. Sto morendo, donna raga. Donna raga, aiutatemi. Donna raga. Oh, padre uscite che mi ha fatto trovare voi coccia. Non uscire, fratello! Padre, sto Non mi morendo. sbagliate storia! Che sta... Padre, mi hanno abbandonato, sto morendo. Morite subito all'ospedale, fate Non presto! faccio a tempo, padre. Prima è morito. Prima di morire! Non voglio essere confessato. E chi va da confessare? Wow! Moro! Che mi avete confessato? Che mi avete Ma come confessato? lo confessi? Io non mi posso confessare! Ma non lo conosco! Sentite! Io mi posso confessare! Signore. Ma che state facendo? È dato Mi una- state negando la confessione in punto di morte! Signore, non è che se non è che, non mi posso confessare, è dato un amico mio che è il re della confessione, anche se è stato... Padre, guardate, la gente che voglio essere confessato! Moro! Ma state pigliando
stanno innanzi, mo. State ci faccio. Guarda, uomo confessato. Io arrono tutte le ultime forze che mi sono rimaste. Faccio uno zoom a ferranno con alcuno mostro per la Ma chi siete? E quando cane è preso minaccia? Voi siete cane di preso? Cane è preso, sono io. Cane di nome? Cane è E preso il nome? Come non si passa? Per l'amor del cielo, venite a campo con un pezzo. Ma quando ci danno preso? Signor Presi, piano piano. Si sa muove! Che faccio poi nel benedizio? Non me lo farmi. E chi va che investiamo ogni tanto? Ai cani, capito? Avanti, sul nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo. Amen. Abbaiato, fate bene. Ma come fai fuori scena a preso a te? Signor cane, che volete dire? Vedete, io sono stato amico e discepolo del defunto Vincenzo Scogliamiglia. Pace all'anima sua. Vincenzo Scogliamiglia è il Signore che sta nella foto? Sta qui se faccio Bene. nulla. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre. A fede, padre. Come no, come no. La fede è la prima cosa. Bravo, la fede è la prima cosa. Padre, vedete, Si dite presa. la rapina in banca. Sì, la rapina in banca. Che la 23. 23 rapine avete fatto. Ora sta una settimana. State zitto, Come avete detto 23 rapine? Non ci facciamo male che non ce la faccio. Va bene. Piano Quelle piano. del 23 settembre. Ah, 23 settembre. Vi ricordate che non parlai tutte no? Che la rapina, grande rapina no. Avete meno successo in come no, mi ricordo. in televisione, giornale. Mamma mia, in prima Una mente notizia. eccezionale. Chi ha fatto questo? Che ha fatto la rapina, tutto La banda del bellissimo. Veneto. Mamma mia, Tanti. ogni buca era tanti, mi ricordo benissimo. Pigliamo uolo. Come no, vuole l'angelo, come no. Padre, che l'abbiamo fatto insieme. Insieme a chi? Non conosco proprio, la presa. E chi ti sa, E padre? che lo sa, papù, l'abbiamo fatto insieme. Io faceva la pensione poi, perché come mi avevano E arrestato? poi avevo bravo, come mi avevano scomunicato? Ma che state dicendo? Ho vicino, scusa. Ah, sempre lui, bravo, quell'uomo, bravo. Padre, prima di morire, Sì, ho Vincenzo, sì, ha lasciato dentro il muro di questa si casa. è lasciato, signor cane preso. Una cosa troppo importante, padre. Parlate, cacciatelo fuori. E non posso morire, portandomi a presto in un segreto così grosso. Non lo dovete portare appresso, dovete cacciarlo fuori. Padre, ma è troppo grosso. Lo mettiamo in coppa tavola. È esagerato, per fare paura. Chiamiamo qualcuno, mi dà una mano. Padre, zitto, padre. Io mi ricordo benissimo. Che roba è? Prima di morire, Prima di morire, c'era una attorno alla tavola, a raunare e tornare a là. tutti i discepoli suoi. Cioè, a raunare. C'era un cucchiaio. Ma va a cucchiaio. Tutto il Ho cucchiaio. capito. Dice, tu aiuto. Voglio. Poi mi avete servito per tanti anni, con devozione proprio. Siete stati perfetti nella vostra. A livello di Padre P proprio. Ma lo calma, padre. Io sono per morire. Oh madonna. Sono per lasciare sto mondo. Questo qua, Don Vincenzo. E voi mi avete promettere una cosa. E da fare un giuramento solenne a cui non potete venire Mamma mia, fino. che grande parole, che Ma da grande giurare uomo. coppa la famiglia, coppa i figli Mamma vostri. mia, quando si giura sui figli. No, quando voi si me però, quando perché giuriamo coppa la famiglia, padre, è legge, non si fanno. Non è preso, quello che dite è verità. Sì, io l'hanno visto, come no. il netto proprio che dice tu io. Sì. Voglio. Tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che da succede, Sì, quello sì. che muove l'asse che poi da fa ancora. Bravo. Non facete sapere niente, o scemo a casa. Avete capito? Si teneva assai, io sono qua stufato, certo i figli, un coppia di figli mi hai dato. E chi è o scema la casa? Il marito era la figlia, Ah, ecco. non c'è chi. Anima benedetto, ma sempre bene, ma questa è verità, sempre. Ma perché lo voi lo conoscete? A chi? O scemo a casa. E a volte quando venga bene ti dica Satirlo, le chiamano a Priest, però io che devo fare? Hai visto che ci tenete proprio, non mi preoccupare. la prima cosa, usciamo da casa. Usciamo andate a dire. Perché venite padre, Piano piano, ma non... dentro il bagno. Sto arrivando, Che è successo? sto arrivando pure. Fate presto. Ma padre, Che è successo? Sì. prendo un muro, Adesso andate piano piano, per dentro il muro, la stanzetta... la stanzetta, che si sta? Piccerella. Allora, dentro il muro, la stanzetta, la piccerello, Che lei stai in betto? che stai in metta, La cucina. la cucina. Cesso. Ah, non lo vado, c'è sta là. Con lo cesso. Tu stai giù. Ma c'è non mi Ah, parlare. perché non lo vado, Ma c'è? c'è non morire. Ora la roba stiamo andando, Ma c'è? c'è non mi finire a parlare con lo cesso.
C'è sepolto! C'è sepolto! Mi siete formando troppo cesso! C'è sepolto! C'è sepolto! C'è sepolto! Lucana! Due cani! Un che? Un morto! Jackie! Che? A Gesù tutto buono. Ci stanno morti di docessi. Come cesso, capisci? Chi lei stanno morti? Dovevi sentire la parola dopo. Cesso, light, però c'è sepolto. Ah, c'è sepolto. In C'è sepolto. la cucina. Un morto, c'è Un sepolto. morto, sì, però non due cesse, capito? No? In la cucina. O a stanzetta in petto pure la cucina. Allora un morto ci sta. Sì, però non due cesse. In dopo, di fronte a stanzetta della cucina. Jackie! Voglio morire. Non te lo puoi permettere. Perché? Ninuccia! Nino, esci qua fuori! Giacchino! Giacchi! Ninuccia! Giacchino! Ascite qua fuori, facci l'ambrezza! Ninuccia! Giacchino! Madonna mia! Sei disgraziata! Ma mi lasciata sola in casa come morta! Giacchino! Giacchino, esci! Fa presto, vai, Ninuccia! Giacchino! Giacchi! Ora chi ti stravivo sta, Giacchi! Non mi facete niente, per piacere! Chi è? Giacchi! Ma non l'hanno mai chiesto! Ma come che fa? Ma come non ti che sta pensione corta? Come parlare dopo una coppa finestra, sì? Come già fa? Insomma, non c'ho culo, non ti posso parlare. Arredo culo, non ti posso parlare. Mi faccio una cosa, non ti chiamo proprio più. E l'uomo un frase da mia. Avanti, a rossi sta. Sono stato un barriere a una pizza, mi viene una tazza di caffè. No, mago, io ti rimmo morto rindo. E tu devi appigliare da sulle le caffè o Sì, perché prendersene uno in questa casa è diventato difficile. Senti, Giacchi, tazzo non tazzo, noi in questa casa ce l'abbiamo mai, capito? Sì, subito Sì, signore, subito, che non voglio stare più, Giacchi, Ma perché? Ma perché? Ma dice pure perché? Perché a me è morto, rindo urca, mi fa impressione, Anna, che è stato? Chi t'ha preso, Nino? Ma Pina! I volevano solo che il malvano stanno qua! E poi le portaggio alla donna Rosa! E dice che noi rimanessero questi servizi, ne potremmo fare più! E perché? Perché se tutto va buono ce ne abbiamo in questa casa! Ce ne abbiamo! E a dove? Prima si sarà ci acconciano un pare giorno a due! Si sa che non ci acconciano, pare io. C'è la domanda a frate! Siamo a dormire a pecare in una chiesa. Giacchi, che ne tratto solamente non pare sarà! Tu dici? Sì signore, perché si cinetta convinta a Foppo, noi potremmo una sera teneremo una bella casa qui ti piace. Ricettori. Bella, vieni! Venite qua! Vedremo in coraggio matrimonio che sto con Foppo, o se no a casa non la prima proprio. Piano siamo arrivati, ma viene a casa. Dici la verità, che questo come sta? La regina Elisabetta. Oh bella, qua! E non è esagerata, Ma Giacchi! quanto mai? No, il passo a destra, a sinistra, lo smazzamento. Allora va buono per viaggiare, no? Ma perché tu facete pure viaggiare, no? Tu ma pensare a fare? Anzi, una domanda già fatta! Non la devi fare più! Non stiamo qua tutti quanti vi voglio
voglio fare un antivinello. Indovinella. Indovinate un poco dove mi porti in viaggio di notte. Ah, indovinello, viaggio a notte. Sì. Lo facci? Lo vuoi dire tu? Io già lo so, Sì. già lo so. La butta là? Sì. A Venezia. Dove la volevo portare io? Ma no, hai detto che là è umido. Perciò una puttana. A Milano, a vedere la Madonnina. Una bella matunetta che brilla in luce. C'è sta la nebbia. Allora ti porto un cardarello come sta nel Vediamo quando torniamo. Sì, arrete portoghese. Sapete? Sì. Ci assicura che anche lei lei. E quando è che vi stannite un po'? Quando torniamo? No, quando tu ne un cardarello, non dimenticare. Avete ragione, Giacchi, alla fine che stai? Ma già sull'abito a essere una Ma non per me. Giacchi, e basta. Ma perché che lei non va bene? A chiuso, Ma avvicinate per me, facciamo una cosa. Ma già scegliere 13-14 vestiti purtroppo viaggiare oggi. Venite a andare a che? Venite pure a Giacchi. Che mi cercava, via e vattene. Ma che mi avesse a fare? Che mi avesse a fare? Quando si fa schifo? Ma questo è morto. È arrivato un momento di tenere. Se te ne vai mu, chi ti fai? Chi mi ferma? Chi te- Chi mi ferma? Chi te- La polizia. Te ne ragione. E te la siamo ammessa. Mo, uè, State buoni, Nino. state buonani. Nino, Vai. c'è buon portare queste sigarette a ballare. Che ci va un momento così a spiegare. E mi raccomando, la vita no, per te. Adesso ti metti la palla quando lo mangiare. Io lo so, e se lo fai ti accorcio. Bravo, hai fatto quanto ci vai, Giacchi. Ti faccio più corto di quello che sei. Bravo. Hai capito o no? Non lo mangiare. Vedi chi sta prendendo? Un padrone casa. È permesso? Prego. Possiamo entrare? Mi viene caro sparo di giù. Piano piano. Ma cos'è? Lui già mi ha detto che in da sparatore la da sera già si cambia proprio niente. Ma come sta a fare? Anciacchi! E come io ci ho passato un potente qua, quando ha cominciato sta storia, non riesco a mettere il piede fuori da questo vicolo che addosso ci tirano di tutto e di più. Oddio mio. E ora si sa perché che ci si raccorda sti quattro delinquenti. Non ho trovato di questi quattro figli di madre ignota. Ignoti anonimi come una certa mano che si scrive certe lettere anonime che a noi però non è leggibile. Brava! Fate bene. E non si possono leggere. Perché? Sanno chi ne è schifezza, chi ne è fotozia, chi ne vuole parola, chi ne è virgola. A proposito! Maronna, ma chi ha scritto? Chi ha scritto sta facendo le lettere? Chi ne è virgola che non ci azzeccano niente? È bella e buona, virgola! La bella virgola. Rita all'ultima, n'errore ortofrutticolo che Tante eroi! Si fanno leggere! Mica! Di tutto! E che più? E di più! Allora è l'ingiro. Concetta! Insomma, uffa! Basta! Noi non siamo venuti qua per litigare! Ha capito, me ha capito! Ma che gli ha parlato? Dai che si ci lei qua. Siete voi che mi mettete a mia giuletta! Anna con Giottini. Anna Raggalù! Ragazzi! Avanza!
signorina, che si copietta, ma mi piace pure un mostro! Rachela! Fai parlare gli uomini! Bravo! Rossa! Gli manca l'essere rispondere a questo! Gli manca l'essere rispondere a questo! Vabbè, lasciamo perdere! Signor, Lasciamo bene, ma dai, signor! Avanti, dite! siamo venuti qua per discutere con voi 5 minuti, con calma, con tranquillità, in amicizia, pigliandoci una bella tazza di Ma caffè. che sei tu? Tu che femmina così dovete andare diritto? Diritto. A te va a fare una bella tazza di caffè! Così si fa, bravo. Noi ci sediamo, ci beviamo un caffè e parliamo 5 minuti. A caffè, andiamo a fare insieme tutte e due. Non vuole fare a quattro mani? Viene meglio? Viene più schiumosa, ti capisci? Ma a parte coppa, non vi ubriacate con la capsula. No, non vi preoccupate, ma perché chiamali pure io? Faccio caffè, andiamo cucina, ma facciamo un mortare! Andate, concettine, sti, concettine, ma dove si scende? Ma come ti hai fatto pure al zio di una capatosta? Tu hai conce a secco, e conce con sta gente. Conce, capito? Un marito è una ragazza, se gli esce la galera, capito? E a me che me ne fotte? Sì, invece te ne deve fottere, perché noi sta casa, sta gente, non ce la potremmo nuovere. E tu da calo cazzone così? Signore, non mi calo cazzone, io non gli dico che lo faccio perché mi metto paura, capito? Ah. Mi invento una E scusa. che le si crede? Sì, signore, perché dico che tanto è bella, che mi è venuto un sogno, l'animo del padre e me l'ha detto. E io non capisco i motivi di questa giustificazione. Concettina così, dai. E a me tu fatemi dispone, ma tu? Ah, l'ultima capatosta, che gente pericolosa. Le lettere anonime ce l'hanno mandato, i rock la presa ce l'hanno mandato, i colpi pistola l'hanno mandato, ma insomma, ma che aspettiamo che mi accirano, sì, che mi accirano. Io mi sento sempre spiato, pedinato, minacciato. E perché ti sei fissato? Non mi sono fissato, Ti non ci fissato? devo... Ma maronna mia, maronna. Maronna, è stato che... Ah, patatella! È stato che a casa chi se non ce l'aveva. E basta, non ce l'aveva. È stata zitta. Allora, io ho una Rachela, a portare il caffè, ci ha chiamato in faccia. Prenditi una tazza di E caffè. la voglio, sto nervosa. No, io mi piglio. Non c'è chi mi piglio perché tengono la bocca amara stamattina. È buono, vedi? Allora, vogliamo parlare 5 minuti di questa benedetta casa? Amica, come mi parlati? Noi già stiamo facendo lo sfratto. Ah sì? E allora è venuto un momento di tirare fuori. Capita di là fuori. La già caccia fuori, già qui. Capita caccia fuori. Marta. Ho sentito bene? Sì. Avete detto un morto? Marta. Raga, ha detto un morto? Marta, perché signori miei, sappiatelo, in questa casa c'è un mistero. Che? Ah, miseria. Qua miseria. Amo, sta miseria che... Mistero! In questa casa c'è un mistero! Un E miseria. là non aveva paura, se lo stavo troppo. Brava! Sì. Ma che stavo la mia amica sta a mondo! No, ma Ricky, no, che non diciate che sia a fine. O diciamo a me, non potevo anche prendere. Non vi preoccupate, il mistero me l'ha detto a me. Brai tabu! Srai Da Thais. quanta gente l'hai? Suona. Donna raga! Ogni notte mi viene in sogno un'anima in bene che mi dice Mica! Ma come? Tu ti pigli una casa, a dentro ci stanno muore! Come John, che non è morto mai nessuno! Ma sei immortale. Onnora che il padre vostro è morto! Ma l'anima sua benedetta va ancora in questa casa. Ma allora l'anima è Ma che è che si... Sì, è issa. E mi dice sempre, Michela, non entrare in quella casa, non toccare quelle mura, si espravaga, sai che ci trovi dentro? Ma padre, tu sai che faccio genere? Ci mando in galera. C'è l'anima, la voce, il sangue di un morto galleggia. Scusate, chi è che galleggia? Galleggia nessuno, chi è che galleggia? Ho È detto morto che aleggia. galleggia. Aleggia, state zitta.
Oh, padre vostro, padre Oh, Juan. salvaggia! Non faccia chi se non se ne parla più. Ma che mai chiamo dragone, unite scalzone, a galleggiare, alleggia, c'è fissato con galleggiante, state pazzini. Ma lei c'è chi? Oh, raga. Oh, padre vostro, padre Juan, che voi rimanete qua per sempre in questa casa, ho detto. Ha parlato. Ah, così finiscono tutte persecuzioni. Esatto. Oh, vero! E colpa i pistoli, prendono fronte, i prieni e bruocoli, anche E via dicendo. Senti, in questa casa c'è vita rimane voi, vostra sorella o marito. A così quando è a sé, giocate 3-7 col morto. E sentite una cosa, vi dicevo, se a casa mai voi quando mi facete una camminata per il palazzo incontrate mio suocero, Vicente Scoglia, Miglio. Scoglia Miglio, dicete già così che noi ci abbiamo trovato una bella casa, o quinto piano. Aspettate, sia proprio E poi fate un certificato. E poi fate non dite ni di meta. E poi fate queste figurinacce lì, ci siamo via casa e casa. E poi fate un Già potremmo pigliare. Era fatto male. Mi sto facendo senza la paura. Basta! Allora, accorta la panza. Ma che cosa dobbiamo fare? La messa a scaveggia per cercare la grazia e l'onore? Oh, ma come parla bene, ma come parla bene. Oh! A te, vieni con me. Aramai. A già via il misuro per mobile, a già avrei quella parete che ha già sfunato. Che può sfumare? Prendi, andiamo a fare, vieni con me. Non mi fa niente. Fermo! Possiamo entrare? No, perché quella è casa vostra. Grazie assai. Niente a voi. Trasmina! Siamo da, sì, sforno uomo, trovano uomo morto e chiamo a fare in galera. Che si dice avanti novità e c'è qualcosa? Che si dice? Dai, successo qualcosa, andati! Hai capito? Novità è successo qualcosa, non so! Aperto l'Italia dove che ti si incontra qual è il nome là? Ti devi stare! Stai zitta, capito? Per chi vedi? E ti faccio fare, ma come è possibile? Ma la porta, sai nel nome là davanti! Anche facile! Ma il mio vero! Anzi, ma che è stato? Che è successo? Ma che vuoi? Non è successo niente, è venuto padrone Cascazzo e stanno pigliando il misuro per mettere i mobili alla testa. Chi è? Senti, pozzo trasire. Così me ne pure un cachisso perché tengo una bocca secca secca. T'hai capito, Caterina? Un cachisso che tengo una bocca secca secca. Mi dispiace, ma non vi posso servire. Poi là, hai finito già la merce? No, signore. Veramente l'ho regalato. Vale. Sì, Giacchi, quello Raffi c'ha il cuore buono. Ho già chiesto in mano. in mano. Allora che io aggiunto una cartolina. Mamma mia, ecco che mi aveva ricordato, ricevi che c'è sempre una cosa, la cartolina. Ecco, l'hanno portata stamattina. Ma come state a combinare? Ma come state a combinare? Ma come ti viene una cartolina stamattina, tu mamma? E c'è, ma mi vierte dirlo. Vogliamo oggi, ma stamattina leggiamo, ma non fui, ora fui, ma chi? Che lo so? Quanti cazziamo chi ne ho? Ogni cosa che l'abbiamo letto al momento. Già. E la stessa che ho aggiunto pure io. Leggete. E leggete. Cacchissaro, tu già stai zitto. Leggi. Ma leggiamo. Allora, poco sa leggere, poco sa scrivere, non tanto che lei. Chi sta messo aperto in coppa, aperto come scritto tu. Vedi come sta. Questo è carattere auto, la mia giacchino lo taglio. Per te, È visto. E per me. Oh, è tutto piccerino. Amici, stamattina è arrivata questa cosa. La mia pataterna, ma dica che l'ha letta la cosa è verde, ma scrivigli una penna nera. La mi sono verde in coppa verde. Ma tu sei lei? No. E allora levati la mia. Preghiamo. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ave Maria, Venuta ai piena paesi. di grazia. Ma che sta... Noi ti preghiamo. Non mi mandi, preghiamo perché ti canto.
Preghiamo il Signore! Dio nostro, creatore del cielo e della terra. L'unico figlio! Ma che buon mossi, che buon! Tu sempre da casa mi ha pregato lui! Che copta qui! Preghiamo la signora! Signora, la signorina! Giacchi, ma chiami ma prega! E sta zitta! È scritto in francese, chi dà bene, capito? Francese! No, con go. Io non poco patatanni che sta mandando una cosa in francese qua! Preghiamo la signoria vostra! Sta. Preghiamo la signoria vostra! Stra. Preghiamo la signoria vostra! La da poco. No, ma tra, che ha dato la signoria vostra! Preghiamo la signoria vostra! Di presentarvi! Di presentarvi! Di presentarvi! Di presentarvi, brava! Di presentarvi a co! A cosa? Ma a cosa? A sotto, a poco! Canta sì! Presentarvi a al commissariato! Commissariato? Allora mi chiedo vivo, il commissariato! Dentro il 21 CM! Commissariato? Dentro il 21 CM! Dentro il 21 CM, ma non ho commissariato, dentro il Dentro! commissariato. 21 CM, mamma! Però dentro il commissariato. Dentro il commissario, dentro il 21 chissà che sarà sto fatto! Dentro il 21 CM! Senti, Giacchi, Oh! ma sto 21, che Zii Giacchi, che Tu sai che ne ho vinto? 21 credo. Dentro il 21, io mi ha messo una cosa in francese, una scritta italiana. Ma vale mia chita mi ha messo 21 CM, vedi come mi sta combinando a me sta famiglia. Sto 21, che è un pensiero brutto, che Non passa manco nessuno a caffè, noi. 21. sta sentendo male. E vale mia chi va bene. Capito? 21. O numero no tram. Esatto. Ho vinto una come tu ascoltava anche quando andiamo con commissariato, poi proprio ho vinto una, Ma segniamo, ricordi, quando è dopo, però perché lei segnate, che la Romi mette su biglietto, non si scordare. No, questa è sbattaglia. Questi invece non ho vinto, ce l'ho vinto noi, invece ho commissariato mi appoggerà. E tu sei chiuso, sì. Come no? E l'hai pigliato, ho vinto. Tu Gesù, che ti va bene? Non sta scritto il 21 dentro il commissariato, non si sa comodità però. Il commissariato, 21 CM dentro il commissariato. Che lo fermo proprio al commissariato. E sì, ma il commissariato, sai, io ho vinto una spesa. Dentro il 21 CM, sai che fuori il commissariato. E che sorte che ti capito? Dentro il 21 CM, tu. Senti Giacchi, Oui. ho vinto uno, e ho tram, e va bene. Questo l'hanno risolto. Ma sto CM, che Ma poi tu vinni che chissà. È un vero Marito, santo Dio d'amore. Ma perché o pataterno mi facette camminare dentro a subito e ti contrattendo la patura? Perché? Ma voi siete ignoranti forte, ho sapete me. Ma sangue la miseria, ma si vinto un numero rotto. CM. E a targa. sei una capata! Vabbè, dopo che hai fatto? L'hai pigliato, si chiude pure tu. Come non ci sto più? Hai pigliato la tu? Ah, signore. E come ci si chiude? Ah, bicicletta. E andando in tre, quando sei arrivato al commissariato che ne hai pigliato la tram. Non c'è chi. Non se ne so fottuto proprio, Mira, ma uno che venne che se non ordina la situazione, non pigliò tanto dice niente. A ci ha presentato il menù, senza la tram, ci fanno la multa cappato. Ma Giacchi, ti preoccupare, siamo con tram, non E ma come, no, che serve proprio là fuori? Sì, entra, ma quando è a finire, danno rito in coppa sul commissariato. Oh, Giacchi, di non viene pure tu. Ma non è che... Ma riunione che dai? No, Però mandalla. Vieni giù a no, Andiamo giù a là. non facciamo. Vieni giù a ma vediamo di nuovo. Ma
porci. Ma perché stai facendo costurita così? A già dice la cosa. Bene, dice non te. Mi viene di più. Io non capisco perché ammazza calata. La così sta facendo, facciamo così, non si va. Niente di meno hanno aperto un'inchiesta per un morto che non si trova a 3 anni. A 3 anni. A 3 anni. 3 anni. Oh, già, Guarda quando è bello, dico piglione perché che stai in ma voi vi ricordate tanta donna mezz'anni? Ma che cacchio conosci? Tutti sapevano che stava alla Svizzera a faticare. Vabbè. E invece no, dato che non dava più notizie di sé, il Cainate. Sì. Che cosa ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? Chi ha fatto? Maronna, Raffaele, mi stai facendo inoppiare? Che ha fatto? Che ha fatto il Cainate? Oh, Cainate! Ma che stiamo parlando? E chi stiamo parlando? mezz'anni. Ah, sì, è andato anche lui alla Svizzera. Ma aiuta una tapa. Oh, signore, è tutto proprio là. Questa è la Svizzera. No, alla Hai Svizzera. capito? La Svizzera è Raffaele, e voi Annanzo no? Ienna Puran, il Mezzarecchie, alla Svizzera non c'era mai più stato. forte, che lei aiuta la Svizzera. E quando trova chi? Ma se può sapere che sto fotente commissario ti ha mandato a chiamare? Ma voi spiego. Chiamiamo. Ecco qua, mi ha mandato a chiamare perché dice che il Mezzarecchie, Che? la sera prima di partire, è Sì. stato con me dentro la cantina. Vabbè, si fatto il mio vero. Sì, steve con me. Ma voi che si appiccicai come un forastiero? E chi sto forastiero rompette la Magari un ubriaco chi? No, non ci dico, un forastiero. O rompette la capa. Io pigliai un braccio, un izzato, lo portai a casa vostra, lo lasciai e da allora non ho saputo più niente. Ma non me l'hai pucciato cappata. Non ci dico, mi tieni a andare a casa vostra. E tu questo ce l'hai, tu commissario? E per poi, chi l'ha insistita così tanto che ha già pensato? Mo Mo' se- di che mo' di che. Esatto, esatto. Raffaele, ma Oi. quali sono state le precise parole del commissario? Esatto. Dov'è? Quale sono stato? Ah, questo è bello. Ah, Questo è bello. Avete la barzelletta? No, 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 è bello. È bello. Oh, si è alzata una specie di che stamattina. Di me. Come una giarra piena d'acqua che stamattina. E beh, guardi, non ci può stare seggi neri. Non come più autoaggiarri con il commissario. E ha detto, signori, Ma non possiamo, dai, porti via. Aroia, Ma che mi porti mano, che non dammi più nessuno. Aroia. Signore. E la voce del commissario, la prima parola. Signori, ognuno è padrone a cagare. Ah sì, Rigello commissario, che mo piglia a cagare a Madoizio. Ma dove stai dicendo? Ma che avete Ma capito? ma ognuno è padrone a cagare secondo me a voi. Ma che avete capito? Uriello che sta, ti pormi a cagare, pigliamo 21 e diamo commissario a cagare. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Mi vengo a cagare ogni chi, hai capito no? Ma sono bloccato. Bloccato qua a parole. Sono l'ultima parola. E allora vai stitico. Ma no. Ah, posso andare E avanti? vai avanti, si formate qua a Ma parole. no. Gianni, Ah, allora, signori, no dopo, vabbè. Ecco il signore qua. Signori, ognuno è padrone a caparotta, ma non è padrone sparì e non si fa parecchio. bravo, ha parlato bene. Queste precise parole mi ha detto il commissario. bravo. Ma io perciò sono venuto qua per informare di quello che mi hanno detto. Bravo, quelli che noi ci hanno formato principale quando presentiamo ma non siamo impreparati. Ecco, esatto. Posso? Va. Me ne vado. Sì. Togli fastidio. Per l'amor del cielo. Arrivederci lei. Mi stavo leggendo due canne. Pace. Arrivederci, Raffaele. Mamma dai, arrivederci. Amore. Chiedi, ma finite che la esce, Ciao. non ci va, poi. Vite. Per te qualsiasi cosa, Nino. Raffi, Nino. si rimane ma porta le banane me picchia. Ecco, non mi dispiace, non ti pazzo portare. E perché? Perché i banane sono morti. Ciao. Ciao. Oh.
E quando si indossano le banane moccate? Sì, Giacchi no. Ma tu ricorda come parecchi? Ti dai la fella che l'ha portata qua, l'avessi ammarcati, non può più stare a fare la piglia con lui. Ma è possibile che tu hai l'unico bello o vai cercando a me? Ma aspetta! Mo ricordi? Non ricordo tu. Quando Raffaele portai qua, sicuramente non avrete mai asci. E perché? Ci carriamo tutto qua. No, perché noi la roba americana accettiamo tutto quando vai a fare un servizio. E mezzarecchio rimanetto sola a casa che abbonare mezzi vicini. Rimanete solo con papà, sì. E a mattina, quando tornai, trovai le fravocature per casa. De cana? E provocatura? Fravocature. L'era fatta chiamare di Vicenza. Per fare una cava, un muro, una stanzetta di fronte alla cucina. Hai capito no? Mezz'oretta hai tu succato. Ma tu sei sicura di quello che stai dicendo? Ecco, ma no. C'è stato un provocatore che si era innamorato di me. Puro? Sì, Giacchi. Era timido, non parlava mai. Ya dai. Appena mi aveva cattaglio, brum, mi tombai in culo. O timido. Pareva timido, era muto. Si passa niente. Giacchi, ma tu hai capito? Hai capito perché papà non ce lo fai in sta casa, sì? No, perché? Perché non puoi fare un muro in terra. Perché ci sta l'inchiesta in corso, se non ci Venuta sempre a capatosti, a capatosti, a capatosti. Oh, mica, ma chi è che te ne sta capato? Non puoi, ho una raga e mia sorella te ne ha capatosti, ma si è fissata che deve rimanere qua in questa casa e non c'è niente da fare. Guarda! Magari. Ma come proprio mo? Che avevamo deciso di rimanere? Come sono? Io vi ho pregato in ginocchio di rimanere. Oh già, io vi ho pregato in ginocchio di rimanere. Io vi voglio bene, io vi ho pregato in ginocchio di rimanere. Ma credi, sto cambiamento all'improvviso. Amiche, quelle voci vanno, vengono, le parole stringono, salgono, girano a destra, a Le sinistra. parole stringono. Mica, io l'ho fatto un'idea e non sapevo quello che dice. Ho capito che la gente non sa quello che dice l'ingegnere. Ma ho capito che parola sai che c'è. Però adesso è una parola a convincere un'altra volta anche se. Mo convince un'altra volta e mo chi ce lo spiega. San Michele Arcangelo. E niente. Ha giocato una brutta visione. Ma qual è questa brutta visione, mica? Una brutta faccia che mi fissava. Ma cominciamo, in questa casa ci stiamo solo noi, non ci sta nessuno altro. Non ci sta nessuno, e per forza, perché quella è sparita! Ma che sa? Che sa che sarà difficile a convincere un'altra volta mia sorella! Vedete quello che potete fare? Facete perché la buona non mi fate, ma... Se non ho voluto fare abbonare per lo fatto, facete per me pezzi per la gente che dorme qui dentro. Ho capito, ma che le te ne ha capato addosso? Ma vai a convincere! No! Ma che stiamo pazziando? Mia sorella si deve convincere. Brava Don Michele! Angiacchi, venite a casa. Angiacchi, io di fronte a un morto. Alzo le mani. Quale morto? Aspettate un momento che No, subito. voglio sapere, quale Dovete morto? aspettare. Sì, Giacchi! Don Michele! Hai da così, hai visto una brutta visione, ma qual è questa brutta visione? Non manda tutto me, non lo so! E non avevo fornito! Nino, ma adesso ci... E quando è che andare a sta casa non succede qualcosa? Ma quando è che potremmo trovare poche pace di andare a sto ascio? Quando? Quando me lo devi dire tu? Quando? E che pare che fosse colpa mia che ogni tanto sento anche la vocella che mi parla in domo nella stanzulella mia. Che abbiamo visto? Come? Senti una vocella che ti parla in domo nella stanzulella tua. E pare che fosse la prima volta. Nino, ma perché? Tu l'hai sentito pure la foto, sì? Che di tutto è notte mi stai in tuo suono? No, ma santa barbara mia, tu senti una voce che ti parla tutta in notte, amore, e tu dici lì. Sì, Giacchi? Sì. E che vuol dire vaffa? Guarda. Chi lei non guarda? Assai. E fammi sentire, che ti risce sto cadavere da pure? Che ti risce? Io stavo un giorno
padre Sanci. E il saitto. Ah, fornisce o no? E mi martellare in assiccia da me. Secondo me odia Sancino. E fammi la reposare, quanto siamo sono rimasti. Mamma mia bella Jackie! Voglio morire! Non è il momento, sei un burghino. Madonna mia, tutti che stanno per tutto E qui. poi mai pure. Sì. Ma sono sfastoriato. Cocco vode che sto esco e da fare le capite. Tengo, bella. Di mano mi faccio un caruso quando è Non tappo di asa, zitta, fammi, state zitta. Ecco qua, una raga è tutto a posto. Ci è voluto un poco di tempo per convincerla, però tutto quanto a posto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Dunque, la notizia è la seguente. Sta pazziando, vabbè. Sta pazziando, dicitemi che sta pazziando. Come sta facendo? È cresco quando abbiamo andato È cresco quando abbiamo andato Che succede? Perché i morti vanno bene, non stanno, Dice mo, olla, che sei una canzone! Che succede? Non mi dai quanto non è cosa! Ecco! No. E mo chi ha convinto Andiamo, E mo chi ha convinto da mia sorella? E mo chi ha convinto da mia sorella? Chi ha convinto che la scassa canta mia sorella? meno male che è l'ultima serata. Dica che gli ha dato Ciretti, che lo faccio munire, stai vestiti, vado a fare quale sa da me. Andiamo Jackie, vieni pure tu, ya! Facciamo venire pure io. Vieni, Non posso venire. sta bene, allora non hai capito. Che l'unica speranza che c'è rimasta è a casa e fa. Chi mi fa fare schifata a me e a te a Ciretti, te lo dico. Capito, no? È arrivato il momento di niai. Non ne ancora un momento. Come non ne ho un momento? Quando si fa scuro, ma questa è meno. Hai capito? Stanno vedendo. E che se ne parla a mano? Mi si sono avanti. Ne parla a mano, hai capito? Andiamo a sapermi, questa è casa mia. A giocare all'arredamento, ci ha buttato questo posto. Sei Non mi cocciuta, sei cocciuta, questo è il problema. Io Ti la capa sempre tosta, sei cocciuta. Tieni il cuoccio, tieni il cuoccio, tieni il cuoccio. Piccire, che stai facendo il loganterra? E che sto facendo? E che stai facendo? E perché da me che ne so? E che sto facendo? E cosa stai facendo? Sto facendo una preghiera per morta. Facciamo, tu fai la preghiera. I spizzi prega così. Ah, hai capito? A uso musulmano. Bravo. Ho una congegna. E i morti possono stare dappertutto. Ah, pure lì del padre delle case. Pure là, quando sta, pure là. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Riposate in pace. Ora e sempre. Ah. Piccire, null'app, se una matita, la posso trovare. Avevano da baccare all'angolo. O sai che è venuto a baccare all'angolo, ma pensavo che la tenevo solo a lumire. E allora come occhioli da State zitti, va a cattare una matita, non l'ha passato da baccare subito bene. 5 minuti, non ti muovere da... Vabbè, sto pigliando le misure. Quando sarà sta parete, io so. Già mettere che lo settimine, mamma 8 cassetti, tu so se ce l'ha. No, ha già tante cose. Belle, su, ce l'ha già fa bella elegante. Che ha già mettere tutto dentro della famosa sede di Caivano. Stupenda. Con una coppa dentro esagerata. Però quando è che la panza non si può pigliare su. Già fa. Io so che si mi stenne e verticale. Aspetta. Allora, questa è una. Oh, non ti muovere, mamma. Allora. Una cuccia! Ma già chi crede? Una cassa! Niente, stavo prendendo le misure per le tende. Non me lo patatene mia, come è pigliato strano, sì, Ma bello Giacchi, come se lì da sta casa lui facesse sue cose normali. voi volete appoggiare, adesso non posso Ma già parlare. puia, Giacchi, non già puia.
2 minuti fa, a nipote vostra stava a andare a pregare. Stiamo a pregare l'uomo intero. Sì, hanno rucchiato il candela. E a chi stiamo a pregare? I morti. I morti che stanno in di parete. Ma voi siete sicuri che voi state dicendo? Che lei che io fa spesso, già? Ma che cosa? Pregare i morti che stanno dentro a muro qua dentro. Stanno i morti là di destra, lo trovate Chiaro a a pregare. pregare. E preghi il morto lì E lo dentro. fa spesso questo fatto. L'avete visto voi? Me l'hai detto proprio. Siete sicuri? Sicurissimo. Mia nipote dove state? In cucina. Permettete? Prego. Nino! Ma che cazzo stai facendo? A chi stanco un caga ci metta. Una bella palma ceramica Capodimonte, bella, elegante. Una cosa semplice, gialla e verde. Ma quando sarà? Mi la faccia. No, i danno no però, Passala! Passala! Signor, subito. Chiamatemi il padrone casa. Subito, parlate con me, sono con la sora. Ah, voi siete la sora? Sono con la sora, capito? Ma lì tu ho fatto un muro, sì? Sì, che dobbiamo sfondare il muro che sta vicino alla cameretta perché Capite, io devo mettere... Capite, spunno, no signore, poi non si spunno proprio niente. No. Ma donna Rachele ce l'ha detto. Ma cosa c'è che donna Rachele? Chi è esso? Oh, ma facete perdere tempo, ma che resta? Ah. Mi tengo una morra di cane che mi corre a tre. E da vicino l'uno annanzi che manchi i cani. Oddio, mi hai dato una bella ambasciata che faccio io che è importante, un po' scusate, a Don Giacchino, avete capito? Ah, ma voi stiamo parlando di Giacchino! No, ci è stati qui con qua. Chi è? Chi sono qui qua? C'è stato equivoco. Equivoco. Signore, ma faccio... Sei venuto a casa di Giacchino! State zitta! Così non mi parlare! Scusa Avete riuscito così? Capite a me? C'è stato il morto. Casito voi. Esattamente, bravo. Ah, ci capitiamo quando fa mettere paura. Adesso c'è stato l'ultimo notte che è morto. In sta casa. Casito sempre voi. Sono sempre bravissimo. Ci capito. Il muro è sacro, è inviolabile. E nessuno sa da permettere una romanante. No, non vi preoccupate, che i muri sono talmente sacri che ci pregano vicino. Brava, signor, brava. Il momenaccia, ma ci dà ammacciate, non puoi scordare. Non vi preoccupate. Però riciclo c'è. Che c'è? Che mi torno a fare una da voi. Ah. Capito? Vi fate viva più tardi. Venga nato io, ti torna a venire, Ma faccio certo. che mi nata voi. Non puoi scordare. Ma che tu scordi? Capito buono? Che tu scordi? Però che tutti d'accordo se si è morto o si vive, capito? Che la mano fa? Prima sono morto, ma sono vivo. Uno ha da decidere nella vita che da fa. E ma appena devo raccontiamo. Che ci mette? Guardate sta finestra. Capanzi si fanno fare sti lavori. Vabbè. Allora, saranno 1,5 metri, secondo me. Allora, se io faccio così... Ui! Da passare il guaio, mamma lo dovete passare. Bella signorina! Signorina, fatta buia, sì? Ce l'ho detto la paura. E voi facete sta entrata così brillante. Mi dispiace, non me ne sono accorto proprio. Vabbè, Ma una concetti? Ma che è tutta questa baccanara? Donna Rachele? Vedete il Signore cosa vola? Finalmente faccio un uomo intelligente in questa casa. E si capisce perché il fesso fosse mio fratello e poi meglio che me ne va, se no finisce a tragedia. No, me ne vai, no, me ne vado. E meglio che me ne vado. Signore, è un po' arrabbiato. Senza la gravidanza, avete capito? Che dite civetta dopo? Ma che sta sempre in attività. Ricama assai, avete capito? Non si poteva chiamare. Grazie, obbligato. Cire, riesci a fare? Vedi che ci sta? Vicino alla raga. Fausto, tu stai qua? Sì, sono venuto perché devo dirti delle cose in privato. Che sta? Niente, allora vi lascio soli. Mi tornerò. Va a votare 2 fassoni dentro al piano. Il fassone Come dato? Poi uscite con comodità. Grazie, signora. Obbligatissimo. Brava, signora. Non so come da vengo.
Civetta, civetta, civetta! Di questo. Io non so più mandrille prima. Ma la nonna, come mai? Perché tu non ti pigli più i soldi a me. Beh. Io prima parlavo e mi sentivo come si dice desiderato. Non è la stessa cosa. E no, non è la stessa cosa. No! Io mi sento il dovere di piacerti, il dovere di essere funzionale. Fa. Io non ti capisco. E quando sono vicino a te ho slippito. Cosa succede? Ma voglio tutte cose e mi viene a cagno. Perché? Perché faccio schifo. Non Come non ne aveva, civetta? Tu mi sei in coppa in spalla una responsabilità mascolina che hai non te. Fa. E che mangia fa per non ti far rugnare più? Ma aspettare un poco, pazzavella mia. E quando avessi aspettato, pazzeria mia? Ho tempo che diventerà da voto funzionale. Niente di me. Ma tu veramente mi aspetti che fa? Ma lo sapete? Sì. Ma non trova nada che non fa rogna. Che botta un bietto che mi va! Meno male che l'hai avuto un bietto sta botta. Hai capito me? Anna ragazza! Ascite caffè, che novità sono belle! Bella, a quando le nozze? Al più presto! Bello, mi fa piacere assai, Cire. Infatti non mi sposo più! Ma che stai dicendo, Cire? Ma che stai dicendo che si Faffa? Sì. Faffa, che stai dicendo? La verità! E come mai sto cambiamento, Cire? Anna raga, non è cosa! Ma perché non è così? Perché? Perché fa? Non lo dite! Perché fa? Non lo dite! Perché fa? Non lo dite! Sta zitta! Perché fa? Fuori dal momento è più bello! Anna raga! Sarro! L'ha detto! Ma non è stufato! E la verità mi succede che tempo fa! Ma Giaccino! Momento soltanto tu eri, la coppa a bacio, che tempo fa? Hai sentito come la vita, in dei momenti più belli! Bravo! Ma fa pure un rumore! Ma pure un rumore, hai sentito come la vita, in dei momenti più belli! Oh io dice pure Renzo te! Ma poi non me che sta maniera! Ma me ne esageriamo! Mai capitato! Mai capitato! Nei momenti più belli! Salvo! Ma vi non può chissà da... Salvo! Come è andato? Come è andato? Mangiate la frutta, ci vuole la fruttassa! Sa vitamine! Ma come chi si Basta, Nergi! Ma questo che cos'è? Non faccio un bottone! Giacchina! Con i giorni che si va e mi ha chiamato! Giacchi! Ma questo vale fa? Questo poco mi conosce a me, sa? Ma tu vieni un po'! Non si può fare niente più da sta casa che questa picchi subito vai in allarme! Ma viene sta cosa! Fate buona che la c'ho la ricca! Ma che succede? Niente, zina che la moglie lo cadavere! Ma perché? Un cadavere danno pure la moglie! Ma chi è sto cadavere, ma? Oh Luigi, o marito una rusina a fianco! Allora quello che parla in tuo pure è Luigi che l'ha affiancato! E allora chi le sente rumorare in mure e protesta? Mappi! E t'ha trattata! Ma perché? Ma parla! Uè, ma fai Ma tu vino mano verde! Giacchi! E mo chi c'ho dice a Don Michele che non ha casa pure in Ma menata! che c'ho di? Ma state proprio la cosa! C'ho di Giacchi! Mamma! Uè! Avete visto mio fratello? No, ma dove andate? Catana Matì. Ma quanto tempo fa? Usa che tempo Chi fa? sta qua fuori? L'hanno fatto qualcosa, l'hanno ucciso. Ma no, l'hanno ucciso! Che tragedia, che tragedia. C'è stata già sota. Ah, che tu lo... Prende per un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua! Una tragedia, una tragedia. Prende per un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua a chi? Un dramma. Prende per un bicchiere d'acqua. Ci dice quello che è successo, l'acqua, Ha già morito, insomma.
Che cosa brutta! Ma che è successo? Sono andato da tabaccare per comprare una battaglia. Ma a Milano? No, qua fuori, è andato un ciccio il tabaccare. Ma la miseria! Sono Ma non uscito è morto Ciccio Tabaccato? No, sono là davanti, che vai, che vuoi? E poi, appena sono uscito fuori, Sì. una chiarma di Oh, scogliere. mamma mia! Mi Una hanno morena! aggredito, mi hanno accerchiato come gli indiani, proprio hanno Madonna fatto. mia. Mi hanno pigliato visto Luisa, mi hanno buttato dentro una cantina. In due scoop. Mi hanno per tutto qua. Mi dispiace! Era paura e mi hanno battuto, mi hanno scummato e si hanno fottuto tutto. Ma che mi dispiace! O portafoglio, l'orologio, o l'acciottino, o braccialetto, a matita uno solo con quella di scarpa quando me ne stavo qui, mi hanno chiamato a una tua mi ha chiamata e la matita sta a casa, la rolla da me. Lasciamo a Giacchi, a Naraki, ma voi, a voi sta casa perché non ha pulita. Ma che ci si va dicendo? Noi all'ultima tutti che noi non vogliamo la casa! Non pulita la Ma casa. quando ma noi stiamo pregando in giro, cioè ma stiamo facendo! Ma veramente? Allora la volete la casa? Gesù, quando mi ha detto che no! Mi piace, i vicini me l'hanno nata piano piano, tutti e due insieme, come se stessimo parlando a un creatore. Un creatura piccolo! Voi, sto potente vascia che non sono caro, o volete sì o no? Certamente che lo volete. No, voi! chi se Fermalo! Pagato da baccare, paga piano, non stampate per un contratto e subito per firmiamo il contratto. Ci dovrà pure la matita! Ma vedi una cosa, chi lo l'hanno combinato che la maniera, vedi una cosa. L'hanno acchiappato, l'hanno messo in Oh, Jackie! Anaracle! Io non sono come mio fratello! A mano molla! Io non mi metto paura di nessuno! Ma che sono queste parole in bocca a voi? A proposito di parole, voi quando vedete un morto salutate a me. Una luce? Avete detto morto? Morto. Quello che appare all'improvviso per far mettere a paura alla gente. E voi l'avete visto, Ma sì? certamente che l'ho già visto. È bastato che sono rimasto un minuto da solo qua dentro e quello subito è apparuto. Ma che sei venuto? No, un morto che è venuto, che sei venuto già qui. Quando vedi è già qui. Ma proprio di me personale. Dici che è venuto l'uomo che morì in questa casa. Non è che l'ha avuto come? No, chi è Giacchino? Siete venuti? Voi siete Giacchino? Allora, quando viene a Giacchino dice, dici che è venuto l'uomo che morì in questa casa. Ho capito, si fatti, però qua ci sta anche scoglia. Giacchi! No, è Voi che- siete Giacchi! Sono Giacchi. Quando Giacchi stanno da Uno casa? su. Uno su, Allora siete siamo voi! tutti. No, allora tu, dici a Giacchino, Chi? dici che è venuto l'uomo che morì in questa casa! Allora vai a me proprio, A voi! E non voglio siete più! No, per amore di Dio. Hai pure un'altra cosa! Il muro è sacro e inviolabile! E nessuno lo deve sfondare! A così ha detto, sì? Testuali parole, poi puff è sparuto. E si è sbagliato. Sì, ma non vi preoccupate, state senza pensiero che l'hai che torna a venire. Sì, hai che viene da voi. Sì. Si fa vivo più tardi. E voglio vedere a chi mette paura. A me non mi trovo. Ah già. Ma guarda fanno te tu. Grazie a essere nato. E neanche a me. E nemmeno a me, già Come fa? come stiamo mo? Ma voi in da sta casa, mo ci finiamo, subito Condra, se non può fare andare un ciccio, ci sto girando subito non stampato con contratto, che ha già firmato un contratto, una firma e la casa sarà posta. Non lo C'è tu. Ingela, resta. Oddio, già Ingela. Punto.
Bello, dimmi che è. Siete voi, ho già capito. Quando siete belli. C'è stata sempre una certa simpatia fra di noi. Io a che non la sopporto, ma poi vi voglio bene. Ma che lei come l'hai detto che mi la chiamavo diretto? E così si chiama, mo. Signore, Ah, poi passiamo avanti. Andare su una casa. non signore, sta un momento. Oh Michele, andare su una casa, però stiamo calmo perché stiamo... Io non sto caffè niente, che è successo? Infatti che è successo? Oh Michele, Catri. Ma che stai dicendo? Non capisci? No, sto dicendo, in questa casa lui non capito? No, io... Tutto a posto. Non ho capito niente, che state dicendo? Michele, lui in questa casa non mi dà che cazzo! Lui in questa casa e che caccia? Tu mi stai più! Non ci volevi stare più! Non ci volevi stare più! Zitta adesso, l'hai detto! Allora dici, mi volete ma non mi mangiare. Non mi Mi volete ma non mi mangiare, non mi bene neanche che parlare, non mi viene a parlare. Ma volete ma non mi mangiare? Ma volete ma non mi mangiare? Quando non è cosa. E allora fate finire le persecuzioni contro di me! Noi facciamo le persecuzioni contro di voi. Ma sentite, guarda, mi avete fatto sparare, mi avete fatto rapinare, mi avete fatto battere, mi avete fatto... Che è successo? Ma siete scemi! Che è? Sei Sono inchiuvato, giù accanto! mi avete fatto male. Chi va bene? Io non lo so! Basta! Basta, sì, basta. Con queste parole! Le parole mie? Sì! Le venite a dire in tribunale! Oh, tribunale! Ma che cazzo? Guarda, tu ti svegli. Ma la verità, mi avete fatto rapire, mi avete fatto arrubare, ma Basta! Hai capito no? Sì. Adesso con queste parole le venite a dire al commissariato! o commissariato? E come si arriva a su commissariato? Non mi dura! 21. Guarda, O 21, targa c'è. Chi sono pazzi, si capisce chi è? Gente, è successo qualcosa, dici la verità, novità, dici. Ma che cazzo ne sa? Ci vai a vedere tutto qua! Costuma! Non può guardare appresso solo perché tengo la salsa con poco! Vicino a me! Che cazzo lo saccio? Mi stai giù? Allora questo è il momento. Questo è il momento di usare la frutta! Civetta, ma potete già fare una masciatella! Saffo, c'è sta una novità? Ma sì, ma io che ti fare una cosa! Ma fai parecchio cose, Perché? no? Sto con un cliente. E chi? È uno che non sa la femmina si spoglia senza tremare. Ah, d'accordo, non devo faccio vedere. Ma spoglia! Faccia vedere! Tutta sta conferenza! Vicino a me! Sa voglia, non sa voglia! Questo è il momento, Questo è il momento, dai, già proprio vedere! Ecco qua! Ecco qua! Giretta! Madonna che schifo! Ma che è stata? Mettila su di una zucculella in tua cazzona! La succulenta? Do cazzona! Ma com'è possibile? Che? Aspetta, aiuti! Come mi aiutate? Fermo, fermo! Mi mettete in Come fai? difficoltà! Sta cosa- Signora! 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 Santa Lucia mia! Quando mi fai cercare? Nino! Caccia vista! Isidoro! Capo! Non ti impressionare! E perché? Le trasuto una succulella rindogazzona! Le trasu? Sì, Hai sì, la zucculella? rindogazzona! A me metterà su di un succulone di intenzione bella, Nino! Sentite, giovanotto! Voi state capendo una cosa penata! Sto capendo una cosa, ma Precisamente! precisamente! Sì. E chiama per Che? Chi si occupa? Che stia già? E quando è picchio? E a te? Tutto quanto? Tutto quanto Anna sapere che sei! Giovanotto! Sto nudo! Mi dava un cazzone! E tu fai schifo!
Come fate schifo? Si coccano una vena così da te. Come? Come uno scarrafone. Mo mi stai facendo qua! Mo mi stai facendo qua! Se sta urtando, se sta. Poi, chi lo Se stai sta facendo urtando. I da ciaschianda sta seggia, vedere! I da ciaschianda! Oh. Isidoro, non m'accirano, non m'accirano, non m'accirano. Femmina! Tu sei da malafede! No! Magari oggi andiamo sì, ci stanno in guardia! Ma che sta succedendo in questa casa, Isidoro? Isidoro! Tu poverello, hai capito? Fammi presto, che a me sta casa mi sta facendo paura. Un momento che hai trovato chi che sa pigliato il vestito tu. Bella, non sei? Ma raga, sì, rinda sta casa e trasudoriamolo in corpo a tutto qua. Ma in che senso? Nel senso che a casa, vero ne si sente una cosa. Che se uno ci pensa, ci impazzisce. Ma mia, vero, pesco pazzo. Ma com'è possibile? Prima ci stiamo morti, poi ci stiamo riando, ci manca solo mamma. Giacchi, ma quanta volta te la cialici? Non mi chiappare da cuore! Questa è un'attenzione, rinda sta casa, non si può parlare più, sentite. Magari, Aspetta, magari tu rimani parte lì. dico! Non so fare fa. Bene, va bene. Non ho fatto niente. Giacchi! Ma Nasi! Giacchi! Ma Nasi! Nasi, ti sta per bruciato, no? Ma dove? Ma non... Stessi cucciolando qualcosa in un No, morto vero, ma ho picciato la casa! Giacchino! Giacchino! Che succede? Esci! Va preso, esci! Ma no! Resto fumo! Giacchino! Ha visto il mortale per se Giacchino! Sadradani! Come succede? Si sta picciando. Si sta pizzando tutta la casa! Ascida, rinuncia, esci! Che ci sta? Ascida, si sta pizzando la casa! Come ci immagini Giovanna d'Arco! Ascida, la luce! Chi è su una letta? Chi è su una letta? Sono chi sono io lo magliaro. Non mi chieda Chi sei? Anello magliaro. Oh, Giacchino. Che stoppa? E non ricovero che mi ha trovato Ninucci. Rinuncia a mia nipote! Vostra nipote, sì. Era inseguita dalla polizia e mi ha buttata lassù. E tu ti hai schinuto da monaco! Che caccia fa? È essa che mi ha combinato di sta maniera. Che sei su? Perché sono Che sei su? Secondo me perché sono asciutto? Perché secondo te si sta appicciando la casa. Sta pizzando la casa, era pure là sotto, Cristo! Signora! Che non signora! Si stiamo appicciando in si sta appicciando in Io capisco. si sta appicciando in nessuna cosa! Si sta appicciando... Si sta appicciando a salsa coppo fumo! Ti avvicina a salsa in coppa? Un po' fumo canne mi aiuta! Un po' fumo canne! Ma com'è possibile? Un po' riccio, sono qui da no! Un po' riccio, disgrazia! Ci faccio fare Un fumo canne! Giri, ma roba! Ha portato sti occhi lo pare ruoccola e foffa! Ma Hai capito, Giacchi? Chi con un solo cuore, era commendatore! che l'ha scupata anche Piano piano, decidilo con calmità.
È successo qualcosa? Novità? Tutto a posto? Meno male. Non ci sapeva una cosa. Scusa. Non ci sapeva una cosa. Ma oggi che ci mangiamo? Madonna mia! Ma santo troppo a fuoco! Hai visto? A chi? Hai visto? Ma chi? A Minuccio. Non mi ha rivolto nemmeno uno sguardo. Ah, buono, ma subito che lei esce e si mette a parlare con te. E quando esce di Cirancello, Canillo Magliaro, se va a famone. Scusa, che hai detto? La vaga a famone con Giacchi. Bravo, bravo, vedi che là sicuramente non ti muore fame. Hai ragione. Dico io, è mai possibile che io ogni volta che la metto per vinta sta facendo di casa, deve succedere qualcosa. Ma perché il commendato che è successo? Che è successo? Io all'intrasetta ci sono tutti i Luca. Fuite, si sta appicciando la casa. Lei che aveva fatto? C'è la salsa troppo Che fuori. picciata la salsa, commendato? Esagerato. Però pure lui esce dall'attimo con un solo in cuore, ma non fa fatemi spiegare, che un delinquente sa pigliare i vestiti miei. Gesù, e perché sappiate questi vestiti voi? Perché la nipote vostra mi stai provando la casa ombra. Minuccia mia nipote! Precisamente. Mi non capisce che la vogliono, sa? Giacco, minuccia una zucculetta! Bravo. Confermo. Ah, perché ci sono cose che fanno capitare, Ma mo' è finita? Mo' è finita! Anzi, già che siamo chiesti, ne approfitto per dirvi una cosa che vi volevo dire da tanto tempo. No, fatti la casa. Guarda, ve lo dico! Sì, dovete dire. Ve lo dico! Fatti la casa, dici. Vi ringraziamo anticipatamente. Ve lo dico! Andiamo? Ia da fanculo. Bene. Questi a Ora vota buona che ci amo, Questi vai. sicuramente a vota poco. Ma dico io, non ve ne siete accorte che si stava appicciando la salsa in coppa a fuoco? Ma già faccio! Aspetta! Chi è? Una da voi. E che tu lo fai? Ci manna a fanculo una da voi. Dove vuoi? Ben trovato! Cane! Cane? Io in nome, presa! O cognome? Ma che sta male ufficialato? No, no. Ma sta registrata Ho morto! morto! E ti fosse piaciuto, ti correriva che ieri morto! Che mi avevano abbandonato! No, Oh morto, non so dire! Oh morto, sì, tu! chiaro ma da succedere! Vedrei solo un morto! Non signore, venitelo così morto! Schifo, che non sei io! Tu fai la botte, sì, ma come si fa? Si traveste la preveta e dinta la confessione si arrobano un segreto romano. Ma colpa mia! Ma colpa mia! Ma mi tirare di casa! Non parlo! Ah, buono, ma già chi l'uomo frasce da me, ci parli. Sentite, signor Cano, noi quando abbiamo saputo che tenemmo un morto in da casa, non ci potremmo stare più cadenti, avete capito? Voi, che volete, che volete? Volendo tutto quanto anni, che volete? Signor Fresa, facciateci pazienza! Chiedo quando parla mia moglie, non c'ha quello che dice! Ma non da grandi rappi. Alza, ma sì, usi la moglie lo prende. Non signore, sono la figlia Cardina. Ma allora siete voi, donna Rachele siete voi. Sì, signore, sono chi, ma perché? E ti siete subito. E allora stiamo a posto. Oh morto, più osta. No! Hai vinto la porta, hai visto? Vostro padre, che è il signor Scogliamiglio Vincenzo, Scoglia! mio maestro, questo sarà comandato, certo che a voi l'aveva ma puttana. Ma che cosa? Madonna mia! Ma come palazza lì? Ma di chi stiamo parlando? Oh morto! Oh, morta! Grazie, ma io non posso accettare! Signore, ma che state dicendo? Che non si tratta di un morto pezzettino! Ah, sei pure rosa! Non dite che non ci provare a mangiare mentre chissà! Signor Cane di presa! Noi non potremmo dire che è morto in massimo!
Che stiamo parlando della bellezza di 500 milioni. 500? 500 sei? 500 milioni. Non ce la vedi, non ce la vedi. Ma perché? Mazzaretti, tante volte. Ma che io so chi è sto E Mazzaretti? non vedi che non No, duole non sta mi qui. dici. Ma come già fa? Sto sto mantenendo un po' chiarino. Non sai detto niente, la figlia vostra. Dai, trino. Insomma, staremo a sentire. Sì. Capito, Bonilli? Vabbè. Piano piano. Nel nostro gergo, omulz significa la grana o fumaggio. Il pezzo è fumato. La mano ma poi manca lui! Io c'ho un ratto, non me ne fotta, io c'ho un I ratto. fagioli! Ma quanta roba, mi sono detto, il devo. Fumaggio e fasù. Ma zitto! Magari Ma quale fasu? Ma che me che un ristorante? Ma che ne sa, non poteva Ma zitto! Vuol dire il malloppo sepolto. Il malloppo sepolto. Parliamo secondo. Tutti i lingotti d'oro e seppelliti in un muro. Oh, morto, chi sei? Avete capito, mo? 500 milioni. Tutti i Tutti i lingotti d'oro. Nascosti dentro al muro. in un muro. Papà, ma è stato 500 milioni. La capite, finalmente? Perché non me l'hai detto? Perché un povero quattro all'improvviso. Gli fatta così importante, te li fatta all'improvvisare. Ma come ci fatta Ma dovrò non muore, te li fatta balanzare. Non morto dopo un anno. ma l'ho fatto, Non l'ho fatto. non l'ho fatto. Ecco. Un infarto, Un infarto, l'ha detto papà. Capitano, non l'ho fatta. un fatto all'improvviso. Però tenete tempo di raccomandarsi a me che a buia l'avevamo portato. Grazie. Oh, muore. Grazie. Posso dire una cosa? Sì. Voi l'avete conosciuto questo signor Il mio maestro, stato pazione. Scoglia Emilio. Io sono il marito della figlia. Volessi chiedere una cosa così tanto. Ma questo signore qua, Scoglia Emilio, io ne so parlando con voi, un po' delle cose così. Parlando con voi un po' delle cose così, ha detto per esempio che io Giacchino, il marito della Villa Nomma, Parlave Giacchino. Ah, Giacchino, hai detto qualcosa coppa a Giacchino? Ma io ne parlavo spesso. Mi fa piacere, che buon uomo. Sì, voi siete Giacchino, Giacchino, marito marito, della- sa quante volte ne ha parlato, questo qua di me, quante volte questo qua. A voi vi schifava Ecco, proprio. questa è una cosa. Non sta mai zitto, non sta Vedete come faceva i cazzi? Che già fatto? Beh, io quello che aveva fatto l'ha già fatto. Caro maestro mio, Vincenzo Scogliamiglio, il vostro volere è stato esaudito. Ma che bel cane, Hai discusso la cagavora, ma Ma come fai il Sta cognome? zitto! Nonostante, faccio sempre tenuto a radere. Che ligano! Quando fratello, sempre Forte, lei, da fatica di guidi. I cani, i poliziotti! Dei poliziotti, I cani, la polizia. i bastoni Io non so capire. Ma non mi come sa da fare, ma Si che chiama poliziotti, sono i frati. frati, i cugini, ma che vi siete pigliati? Amici, avete ragione. Vabbè, comunque me la c'è. Voglio approfittare che moi cani qua fuori non ci stanno. Vi venga bene, ci andate. E un saluto. Arrivederci, signor Presi. Arrivederci, signor Presi. Signor Presi. I cani, i presi, i bene, poliziotti. papà mi grazie, grazie. Chi si serve questa cosa, rindo pure noi cercando a mezzarecchia a India, mezzarecchia a cosa, o cemento, a cosa, chi è venuto, commissario 21 o 24, poi ci passare. Chi l'ha capito che 500 milioni. 500 milioni. Tutti i lingotti d'oro. L'unica cosa che mi preoccupa io, raga, un segreto, è da tanti anni che sta roba in domo. E che si saranno arruzzanuta. Ma che tu pensi, caffè? Ma chi le oro, Giacchino? Niente da fare. Si è picciato tutte cose. Tutte cose. E mo che ci mangiamo? Non ti preoccupare, chiude tutte cose. Ce ne andiamo a mangiare fuori. Fuori. E a toia?
alla zia Teresa. E chi fa? Ecco fa, non ve ne andate che dobbiamo ringraziare delle persone subito. Allora, prima devo ringraziare quella che vengono sempre a Basket Città di Caserta. Dove state? Bellissimo. Belli tutti quanti, grazie. Poi associazione Dico qui. Qui. Dico qui. L'associazione stanno lì. Eccoli là, vedi? No, dico io, no, dico qui va bene, ma dico là. Poi l'associazione Lombardi, allora Tonino, grazie di tutto, con gli amici. Poi ovviamente
naturalmente il mio caro, carissimo amico Marchese da Frattamaggiore. Grazie mille. Grazie. Poi Punto Maurizio, un attore, mio cugino, che è ritornato un'altra volta qua. Fatti vedere, Maurizio! Grazie. E poi gli amici di Mimmo Coppa, dove stanno? Grazie. Il centro Ester, che è di Napoli, che dobbiamo andare a Napoli a fare uno spettacolo, Patrizia e tutti gli altri, grazie veramente di cuore. Signori, poi solo un attimo, io devo ringraziare veramente con il cuore e con la stima che ho per delle persone, ovviamente per tutti quanti voi, ma particolarmente per loro, per una questione anche che gli è potuto capitare a questo grande amico mio, un incidente disgraziato, però ne è uscito fuori e sono venuto da Roma a vedermi, perché poi abbiamo fatto per 30 anni campeggio insieme, ed è Stefano. Dove sta Stefano? Grazie Stefano, la moglie, grazie, e gli amici, grazie di cuore Stefano, grazie veramente. Spero che abbiano capito le pochettine in napolitano, poi le sapete. Poi dovevo dire qualche altra cosa, no? Volevo dire le canzoni che sono state cantate all'inizio, c'era Selma e Carmelo, sono della voce di Gianni Gabriele. Grazie Gianni. E nulla a pretendere, no? Non ci presenti, non presenti. Sì, come non vi presento. Adesso vi presento gli attori, che questa è l'ultima serata, abbiamo fatto una piena di 5 serate. Una piena? È una piena, sì, è un dato di persone che sono venute. Una muina di persone. Ed ecco a voi, signori e signori, Saverio Ferraro, Domenico Bottone, Mimma Coppa, Claudia Gucci, Gianni Gabriele, Bastet, Nicoletta, Fausto Bellone, Tina Gesù Maria, Amedeo Mattiello, la grande Rachela, Ignacio Punto, dopo Pasqua e fetta in casa, quindi auguri di una buona Pasqua, un bellissimo lunedì e poi dobbiamo salutare il direttore di scena Andrea De Lucia, alle luci, le hostess Michela, Alessandra e Claudia, Gennaro Ferrara per le scene e la grandissima Laura Bertacci, mia moglie, che senza di lei non si può fare niente. Signora, Ciao Matteo! Gioco domani, hanno rimandato, piove! Musica! Musica!